Sto aspettando la segregazione. Ok? Bene, allora stavo dicendo 1, 2, 3, check. Siamo per la seconda trasmissione streaming per il 90° Gran Premio, per il 90° semestrale AIRA. Vediamo i soci che sono venuti da tutta Italia, che si stanno sistemando, sperando che questa volta si senta un pochettino meglio di ieri. È stata una prova, quindi la prima volta ce lo perdonerete. Bene, vi auguro una buona visione, speriamo che tutto sia chiaro e ci vediamo dopo. Ciao! Aspetta che... Ecco. Presidente. Ma siamo iscritti? Bene. Dove ci piazziamo? Verso il coso? Allora, se Marco... Stiamo già andando. Non si vedono le immagini? Aspetta. Ci sto io, dai. Ivonne, avvicinati qui perché sono due donne soltanto. Questa è una cosa che va rivista. Quindi o qualcuno si mette la parrucca oppure bisogna trovare qualche altra donna. È importante il nome dell'attività. Ancora un attimo. Allora, così lo conosci già? Sì. Marco? Marco lei è il fautore lui è il fautore di Innovare. Questo ci presenterà. Poi qui Barbara Lugaro. Milano. A chi è poi parlavo di Goma, non ce la fa, però è venuta Francesca, sì. E qui ci pare prendendo. Ok? Yvonne, Tinari for you sta in streaming. Benvenuta. Attenzione, non ci intrigare qua che tu sei champion, fa una strage a livello internazionale. Questa vicino ai Allora prima, ci giriamo? Prima dobbiamo fare l'introduzione alla... Sì. Chi è che la fa? Tu. Sì, dobbiamo poi fare il conteggio delle deleghe, quant'altro. Avete deciso? Bene, adesso passiamo alla parte amministrativa di questa riunione. Chi c'è? Chi è Barbara? Noi di Barbara, la nostra era anche lanciata. Scusa, ma Aisha Company? Aisha, è arrivata Lucia all'hotel? Sì, Lucia, Aisha. Volevano rinviare la riunione domani, visto per tempo. Vabbè. Facciamo la prima proposta questa, ci aggiorniamo a domani? Assolutamente no. Anche perché se tutto va male, io domani mattina devo partire. No. C'è un grosso problema l'audit e sondazione. I miei figli sono già attivati a mettere sacchetti e stanno tirando su tutto dal piano terra, perché se arriva l'acqua come 12 anni fa sarà un delirio. Quindi stasera sapremo se rientra in parte o meno. Se così fosse, domani mattina via, primo treno a casa. Mio fratello è partito da Brescia Ladies and gentlemen, Barbara Postolini. Buongiorno. Buongiorno Barbara. Non lo so. Di che?
Scusa, ma cosa? Lo so. Chi è il segretario oggi? Il segretario lo dobbiamo nominare. Nominiamo adesso? Nominiamo per alzata di mano il segretario. Alzate di mano, io so già chi Cosimo Carriere. Cosimo Carriere, che è contrario, alzate la mano. Cosimo Carriere. Ha giudicato. Aggiudicato. Sì, sì, sì. Si sente proprio... Barbara, è già conosciuto anche Barbara. Allora, Barbara e Alberto. Piacere. Aira Veneto, loro rigorosamente Aira Lombardia. Ah, bene. Marco non so se lo conosco. No, Aletta, piacere. Forse ieri l'hai intravisto, aveva una cravatta diversa da quella Sì, che ricordo. sì, chiara, neanche la camicia. Sì. Cosa sta andando? Siamo noi in diretta? Sì, Ma non si crede. però si Si sente male ancora? No. Non si sente. Va bene, a che punto siamo? Si parte? Sì, sì, sì. Bene. Com'è? Nino? Allora, lei è Yvonne, viene da Aira Abruzzo, Torre Torino. Lei è Barbara, Aira Veneto. Ok. Si parte? Sì? Allora, chi è che manca? Manca qualcuno, se arriva sarà bastonato per questo. Bene, allora, benvenuti a tutti, apriamo questo 90° semestrale. Utilizzo Barbara che si chiama Bastoni di cognome, giustamente, quindi massacra tutti. E ovviamente benvenuti anche a chi ci sta guardando adesso in diretta. Questa è una novità assoluta, speriamo che questo che oggi noi definiamo esperimento poi possa diventare a tutti gli effetti parte integrante del programma che ci permetterà d'ora in poi, anche perché non potrà più mancare a questo punto Massimo a nessun semestrale, perché sarà addetto allo streaming, assieme a Marco ovviamente. Dunque, io direi che passiamo subito per verificare le presenze, ovviamente, e se ci sono deleghe da quali regioni arrivano e quante sono, ma credo che andando ad occhio con i numeri ci dovremmo essere. Il segretario è stato già acclamato all'unanimità, Cosimo Carrieri, un applauso a Cosimo. Ho fatto già il segno della croce, andiamo bene. C'è da aggiungere una delega di notizie da parte di Nino Reganato. Quindi Molise Recanato. Mi scrivo per confermarti che non può essere i vostri titolari del prossimo semestrale di Venezia, per quanto già comunicato telefonicamente. Ti prego di voler portare il mio personale saluto unicamente a un augurio di buon lavoro e alla definizione importanti probabili di cui tutti oggi ne abbiamo bisogno. Ovviamente il Nino Reganato dalla Puglia. Grazie Nino, alla prossima. Molise. Dalla Puglia poi c'è Savino Spadaro. Savino Spadaro della Puglia. E anche Delega a Mirighino. Sì, purtroppo non posso essere presente al semestrale di Venezia del 14-11 per motivi di lavoro. Stiamo lavorando a Signezzi e di conseguenza quando c'è il lavoro non mi sembra opportuno chiedere se già di presenza alla mia direzione, quindi in una negata di delega. Sono veramente dispiaciuto e sono sicuro di una tua e vostra comprensione. Pertanto vi auguro un buon lavoro e aspetto il verbale dell'assemblea per conoscere e commentare i punti discussi. Vi abbraccio tutti, Savino Spadaro. ovviamente non era corrente della possibilità streaming, nel senso che non si è informato. Savino, informati la prossima volta, magari di turno oggi, no, non credo. Vabbè, vediamo. Poi mi è arrivata la delega da parte di Giovanni Pinero, quando non c'era la Lombardia che doveva presenziare Olgia o Aisha. che dove? No, non è arrivato a proposito. Al buon mercato non è arrivato però. Comunque sì, la Lombardia è presente. Alle 3 arriva. Alle 3 arriva? Ci siete tutti voi della Lombardia, quindi Sì. la Lombardia Va bene. è presente. Quindi chi è che abbiamo, cioè manca la delega di chi praticamente? Della Sicilia, È Calabria. Calabria, è presente. Il Friuli, Marco Santini sta per arrivare. Ah, sta arrivando? Sì.
Marco Santilli, benissimo. Manca la Campania. Emilia Romagna sarà presente per un anno. Alfonso Iovine. Che arriva domani. No, di oggi. Arriva oggi? Benissimo. Bene. La Sardegna presente. Toscana, purtroppo non abbiamo Scarsotto non ci sono. Che poi è, possiamo dire, sardo-piemontese questa delega, perché no. assente anche la Toscana. Assente anche la Toscana. Come numeri ci siamo? Allora, senza sono le regioni Campania, Sicilia, Calabria senza e Toscana. Calabria. Calabria, Sicilia, Campania e Toscana. Emilia Romagna è Friuli, vedete, sono in arrivo. Io direi che possiamo già passare e cominciare. Massimo, possiamo già girare, passiamo già agli ordini del giorno. Passiamo già agli ordini del giorno che presumo nessuno di voi abbia portato con sé. Ci sono? Ma noi siamo sempre avanti noi. Vai Alberto. Allora, andiamo a snocciolarli tutti. Schiscia. Progetti di formazione, Innovaira, Aira Hotel & Co e Aira Lazio. Progetti e progetti di formazione sono due cose distinte. Poi c'è socio emerito in Aira, c'è una novità quest'anno e quindi oggi andremo a vederla. 3. Dinamicità ed interazioni tra portale nazionale, regionale e social. 4. 91esimo semestrale della serie Siamo sempre avanti e riunione annuale Aira Club con la candidatura di Aira Lazio. Poi al quinto punto, che è già il penultimo, quote Aira 2016, vedremo se è il caso di continuare su questa strada o se in prospettiva di quello che sta per succedere potremo già cominciare a decidere, prendere qualche decisione in merito anche per la rivisitazione della quota stessa. Ed infine, classico che ormai non è neanche più usato, varia ed eventuale. Torniamo indietro, 1-1, e così partiamo subito con... indietro. Togli, fermiamoci al primo. Allora, visto che questo è un argomento che forse ci porterà più tempo, è preferibile forse posticiparlo o cominciamo subito con questo e fatto? Che ne dite? Iniziamo con questo. Cominciamo con questo? Non c'è più tempo, iniziamo. Vuole cominciare Aira Lazio? Preferisci iniziare tu in Novaira o comincio io con... come volete voi? Cominciamo con il Veneto? Ok, quindi usciamo, ti vai a prendere il tuo PDF, vai Marco. ok. Marco e Barbara. Diamo a Barbara ciò che è di Barbara. Andiamo. Faremo un poker di bastoni probabilmente. Andiamo avanti. Mancano le immagini. Ma che immagini? Pazienza. Allora, negli anni in cui si è sviluppato il web come luogo di informazione e intermediazione turistica, l'Italia è rimasta in una posizione di passività rispetto alle innovazioni che nel turismo hanno radicalmente mutato i comportamenti. Non sono parole mie, ma è l'estratto della conferenza stampa dello scorso 11 novembre presentando Bark Camp, il futuro del turismo nel bel paese, che si svolgerà il prossimo 19 novembre presso la Camera dei Deputati. Allora, buonasera a tutti, appunto chi non mi conosce, il mio nome è Maria Barbara Bastoni, lavoro in albergo, sono socia Aira da un bel po', all'inizio insomma ancora quando c'era Maurizio D'Este e Sandro e Massimo qui presenti che ringrazio. E anche il resto del direttivo, che non è qui in questo momento, nomino Marco Scaramal e il direttore dell'Una che ci ospita, Gian Matteo Zampieri, che ha creduto in questo progetto da un'idea e dalle considerazioni fatte da Marco e dalla sottoscritta.
Noi abbiamo bisogno di comporre un puzzle che coniughi l'operatività e la teoria, la scuola e il lavoro, i professionisti e gli studenti. Ieri, come sapete, abbiamo fatto il 10° anniversario del Gran Premio AIRA Veneto, premiando il miglior studente quale futuro impiegato d'albergo. Abbiamo avuto grandi soddisfazioni nella mattinata, facciamo parte della giuria, veramente grandi soddisfazioni dai ragazzi, però un po' guardando indietro, poi adesso cedo la parola a Marco, spiegherà meglio anche lui, ci siamo resi conto che c'è un gap fortemente marcato di informazione, vorrei dire, e formazione dei docenti, giusto? E poiché noi crediamo fermamente che l'AIRA è attenta a valorizzare effettivamente le risorse umane, noi ci si vuole mettere, si sta studiando perché era qualche mese, prima che ce lo sottolineate voi, lo vogliamo dire noi, è un progetto molto ambizioso, ma noi vogliamo essere ambiziosi e credo che lavorando assieme insomma si arrivi a raggiungere degli obiettivi. Se vuoi continuare con l'illustrazione. Grazie Barbara, per chi non mi conosce mi chiamo Marco Ardengo, sono socio AIRA da ormai diversi anni, sono stato segretario regionale anni fa e da circa 5-6 mesi sono referente per l'innovazione nella formazione per quanto riguarda la sezione Veneto AIRA. Appunto, come diceva Barbara, la nostra idea è appunto creare questo progetto che vuole coniugare due aspetti sostanzialmente, e li potete già vedere anche dal nome. La parte inno, quindi la parte di innovazione, legata però alle fondamenta di AIRA. Okay? Quindi il nome proprio deriva da questa associazione di idee. Che cosa ci siamo resi conto? Io personalmente ho fatto parte della giuria, ho organizzato anche il Gran Premio AIRA Veneto diversi anni. E in questi 10 anni abbiamo visto come le conoscenze dei ragazzi stanno pian piano diminuendo sempre di più, ovvero tendono a rimanere statici sulle conoscenze formative legate ai libri di testo, andando oltre buio completo. Caso proprio lampante dell'anno scorso, da cui poi è partito tutto. Chiedere magari anche gli elementi della schedina di notifica, un ragazzo del 5° anno, avendolo macinato dal 1° anno fino al 5° dovrebbe saperlo a memoria. Invece anche lì c'erano delle gravi mancanze. Si passa una domanda relativa a social media, a come puntare una comunicazione aziendale a livello di internet e quant'altro, utilizzando Facebook, Twitter, non c'era proprio alba. Quindi da lì abbiamo detto, siamo confrontati e abbiamo detto no, qui c'è qualcosa che non sta andando per il verso giusto. Non è possibile che i nostri ragazzi siano fermi a livello di formazione con trend che andavano di moda 10 anni fa, e non possiamo permetterci noi, in quanto AIRA Veneto, di rimanere statici e fermi su questa cosa. Noi abbiamo la volontà di andare avanti con questo progetto. È un progetto che, bene o male, ci stiamo lavorando da circa 3-4 mesi, quindi con importanti realtà soprattutto di Venezia, ma di tutto il territorio veneto. Speriamo anche di poterlo espandere anche a livello nazionale. La giornata di ieri, per il mio punto di vista, è stata ottima, perché abbiamo avuto un bel riscontro sia da parte dei docenti, sono venuti a parlarci personalmente, sia anche da gruppi alberghieri come Hilton, che abbiamo parlato 10-15 minuti insieme e ci ha dato una buona prospettiva. Quindi per la giornata di ieri, dal mio punto di vista, sono super entusiasta. Poi in fase di pianificazione del tutto abbiamo cercato anche di porci le domande: perché i nostri ragazzi sono fermi, statici
sotto questi punti di vista. E qui potete trovare una serie di motivazioni che noi, su cui noi ci siamo focalizzati. Sicuramente c'è la tanto discussa riforma Gelmini, che ha tolto ore per i nostri ragazzi e soprattutto per i docenti nelle ore di laboratorio. Questo è un grave ammanco da parte statale, ma noi, piccola associazione come siamo, se riusciamo a dare un qualcosina in più, soprattutto ai docenti che vogliono tenersi aggiornati, vogliono avere le informazioni sugli ultimi trend, sugli ultimi sistemi relativi al turismo, noi possiamo dare anche questo input in più. Scusa, mi permetto di ricordare che diversi di noi sono andati nei programmi terza area così definiti negli istituti alberghieri a portare la nostra professionalità, non certamente ovviamente a fare l'ora frontale, quella ci mancherebbe altro, ma a scendere proprio, uscire al di fuori della cattedra, parlo per esperienza personale, ma anche i colleghi possono dirlo, in primis anche Sandro Bravini, interagire, no, con i ragazzi e anzi vorrei dire valorizzare anche quello che loro possono trasmettere a noi, no? Cioè deve esserci sempre, insomma, lavoriamo sempre su un fattore di non a binario unico. Sì, sul discorso che diceva Barbara del terziaria, anch'io l'ho vissuto, ho insegnato per 3 anni all'Istituto Alberghiero di Vittorio Veneto. Poi nel frattempo mi sono laureato in economia del turismo, per cui sono sempre stato dentro anche il post diploma dell'alberghiero, ho sempre cercato di, con la laurea, adesso sto completando il corso di laurea magistrale, di rimanere sempre aggiornato su cosa sta succedendo a livello turistico. C'è però anche da dire una cosa che non sottovaluterei per niente, da parte degli studenti stessi. Io ho visto in 3 anni, e dico sincera verità, ho insegnato tecnica di organizzazione del lavoro, organizzazione degli eventi e comunicazione, cioè vedere nei ragazzi che non c'è nessun interesse e alla domanda cosa vuoi fare dopo il buio, questo a me ha fatto drizzare veramente, perché non è possibile che arrivati al 5º anno nessuno in una classe da 15-17 persone, nessuno abbia l'intenzione di voler proseguire sia a livello di formazione sia a livello lavorativo nel campo del turismo. Che è il secondo, voi lo sapete, no? I dati sono stati dati ieri, quindi è un settore a livello internazionale sempre in crescita. Per noi, per l'Italia, magari siamo un po' più in difficoltà, però comunque i ragazzi non devono focalizzarsi solamente nell'aspetto italiano. Sono destinazioni all'estero, alberghi, proprio destinazioni turistiche che stanno crescendo a dismisura. Beh, è stato detto anche ieri questo, esatto, dal direttore del Cornobio, dal direttore dell'Hilton, è stato proprio incentivata questa cosa, ragazzi uscite, imparate le lingue e andate a fare l'esperienza fuori. Ieri comunque c'è da dire che abbiamo avuto durante i colloqui orali anche un buon riscontro da parte dei ragazzi, con la volontà di alcuni di proseguire a livello universitario, ma altri proprio di dire sì, voglio andare a lavorare, però voglio andare all'estero. Quindi già questo è già un po' un sospiro di sollievo. Ovvio, su 11 ragazzi, non tutti però l'hanno detto, però speriamo di aver trasmesso anche noi qualcosa di positivo. L'altro aspetto che invece, su cui anche noi vogliamo puntare, sono proprio i docenti. I docenti sappiamo tutti che a livello di aggiornamento non hanno grandi occasioni, proprio anche a livello nazionale, di corsi di aggiornamento. Quindi noi, anche come territorio, vorremmo dare a loro la possibilità di mettersi innanzitutto in gioco e riuscire anche ad avere un confronto con gli esperti del settore. Dall'altro vogliamo dare a loro un'opportunità per crescere a livello professionale, perché se la formazione non passa prima a loro e poi ai ragazzi, è ovvio che ai ragazzi non arriverà mai queste nuove informazioni.
Scusami, voglio ricordare che in Veneto, questi sono gli ultimi dati, ci sono 8 milioni e 500 mila arrivi, fine 2013, e 18 milioni di presenze. Quindi il Veneto è una regione che ha una potenzialità enorme. Per cui ieri parlavamo del discorso di Venezia, se non ci fosse il turismo, anche a livello di indotto, la città morirebbe, giustamente. Ma anche ad esempio mi viene da pensare, scusate interagisco e mi inserisco sempre, ma mi viene da pensare anche che turista arriva, no, in Veneto. Abbiamo una presenza enorme di tedeschi, però ovviamente sia di tedeschi, svizzeri, austriaci, ok? E si sta ampliando Cina e Russia. Esatto. E anche qui, dal mio punto di vista, essendo ancora dentro nell'ambito formazione, i ragazzi proprio non hanno alba di che tipologie di clienti ci stanno arrivando. Quindi è necessario che loro sappiano anche i nuovi trend, perché se fino a 4 anni fa c'erano i giapponesi che arrivavano, i giapponesi non ce ne sono neanche quasi più, ci sono però i nuovi cinesi ricchi, i nuovi russi ricchi, ed è un mercato completamente diverso. Allora, sono independent students perché ieri abbiamo avuto veramente, io ho avuto la pelle d'oca su un ragazzo, quello che poi ha vinto, allora a parte il British accent si aveva, ci raccontava poi così a 4 occhi che lui studia per conto suo il cinese, interagisce via internet con dei docenti e insomma gli abbiamo chiesto di fare la presentazione in cinese. Guardate, siamo rimasti veramente, mi viene ancora la pelle d'oca, perché poi abbiamo detto ma come mai? Allora un po' insito in lui la curiosità di cercare, di andare a approfondire, ma anche perché probabilmente un qualcosa che l'ha indirizzato e ha capito che questo è quello, e non lo sarei neanche dire che è il domani, ma è l'oggi, giusto? Esatto, vero Marco? Esattamente. E lì c'è anche da dire che se quella è stata la sua scelta, una buona parte di ringraziamento va anche ai docenti, certo. Perché se noi abbiamo docenti aggiornati e preparati su quelle che sono le nuove esigenze, è ovvio che anche i ragazzi riescono a percepire questa cosa qui. Siamo anche orgogliosi di dire che quello che ha vinto è degli Musati di Dolo, è già 3 anni che vincono. Fresca stamattina una collega che ha la figlia in Musati mi ha detto: Barbara, è vero, sono eccezionali, hanno dei professori eccezionali. Ti posso assicurare, avendo fatto ieri il concorso, si vede, cioè loro sono a 2 o 3 scalini superiori, sia a livello linguistico, anche di proprietà di linguaggio, rispetto agli altri istituti. Quindi già che questo a noi ci fa capire che qualcosa non sta andando per il verso giusto, c'è poco da dire. L'ultimo aspetto che è necessario sottolineare, e qui parlo a livello di Aira Veneto, che come associazione noi fino adesso siamo riusciti ad organizzare semplicemente il concorso Gran Premio Aira Veneto. Con questo progetto vorremmo dare anche un input in più e dire: guardate docenti, guardate imprenditori, studiosi e quant'altro, ci siamo anche noi, fate riferimento anche su di noi. Noi possiamo mettervi in contatto imprenditori, studiosi, ricercatori, docenti universitari con i nostri insegnanti degli studi alberghieri del Veneto, che poi non sono così pochi, bene o male una decina di studi alberghieri sparsi su dalla regione ce li abbiamo. In più da qualche anno stiamo collaborando anche con il studio alberghiero di Udine, per cui siamo già fuori regione, il studio alberghiero di Ferrara, più è notizia di fresca. Fine mese, fine esatto. ottobre, di una collaborazione con il studio alberghiero di San Miniato. Quindi stiamo già passando a un'altra regione ancora, quindi per noi è un orgoglio indescrivibile, perché allora significa che in 10 anni qualcosa abbiamo fatto. Abbiamo fatto 10 anni di concorso, proseguiamo con questo concorso, ma lo rinnoviamo, vediamo che cosa si può fare di più, però contemporaneamente noi vogliamo partire con questo progetto. Marco, scusa. Sì. Ma questi agganci che avete su questi vari punti che hai elencato, eccetera, anche queste regioni,
In che termini sono agganci dovuti al fatto siamo noi? Li presenti come parte dell'associazione o in che senso? E tu intendi il rapporto fra noi e gli Esatto. istituti? Hai fatto l'invito a questi istituti di rivolgersi a voi. A voi Allora, come AIRA oppure come... O noi Area Veneto, Come Area AIRA, Veneto, certo. sì. Ma queste persone sono legate a voi, giusto? Sì. Fanno parte di AIRA Veneto? No, allora... No, è un aspetto che... No, allora, noi nell'organizzazione del concorso mandiamo circa più o meno a metà settembre l'invito a tutti gli istituti alberghieri. Noi diciamo, guardate che noi in quella data lì organizziamo questo concorso. In ambito del concorso. Esattamente, sì. Con il concorso noi cerchiamo anche di organizzare una tavola rotonda per l'aggiornamento, cioè di porre anche... di far vedere quali sono le necessità di oggi ai docenti. Ci sono docenti che, bene o male, abbiamo fatto un po' un discorso generale con tutto il direttivo, docenti che hanno partecipato alle prime edizioni e poi non si sono più fatti sentire. E quindi, per farvi un esempio, l'Istituto Alberghiero di Venezia ha partecipato alle prime 4-5 edizioni, da lì poi il nulla. C'è il problema che magari non si ha la continuità di docente e va bene, però secondo noi c'è anche un problema di comunicazione interna, perché se un docente riesce a trasferire questo entusiasmo, perché poi abbiamo visto anche ieri, c'è stato da parte degli docenti stessi un entusiasmo fortissimo a portare i loro, tra virgolette, gioielli, perché tra tutte le classi hanno cercato di individuare quali sono i migliori studenti. Quindi c'è anche un orgoglio, cioè, il discorso del Gran Premio, secondo noi è anche, permette ai docenti stessi di farsi vedere, far vedere quanto sono bravi ad insegnare. Perché se un docente non ha quella di andare oltre al programma ministeriale o ai libri di testo, è ovvio che il ragazzo non arriva a più di quello. Perché l'interesse dei ragazzi sappiamo più o meno tutti che arriva fin là. Per cui questa per noi è una nuova sfida che noi ieri abbiamo lanciato ufficialmente ai docenti e abbiamo avuto anche diversi riscontri da parte dei ragazzi stessi che non immaginavamo. Per cui vorremmo appunto partire già con gennaio a iniziare a collaborare con i docenti stessi. Vai. Scusa, volevo solo per Mimmo, che è stato menzionato, il titolo della tavola rotonda di ieri era Turismo 2.0, il rilancio del turismo attraverso i business ed internet, puntando su innovazione, etica e nuove competenze di imprenditorialità. Quindi, insomma, non un tema leggero, diciamocelo, però devo dire che da relatori, e insomma possono anche, penso, intervenire, penso Sandro o Massimo, con il loro parere, vero, è stato molto... No, molto assolutamente recepitivo, sì, in assoluto da tutte e due le parti, diciamo, sia dai relatori che da parte dei ragazzi e anche e soprattutto dei professori, quindi è stata una comunione di intenti, è stata estremamente positiva. Anche perché come tema l'avevo proposto io e avevo anche individuato i relatori e giustamente loro all'inizio dicevano forse è un tema troppo impegnativo per i ragazzi. Verrà capito. Verrà capito, la domanda era quindi... verrà capito? Perché parlare di business che se già sanno che c'è un sito web è già tanto. Parlare di etica, che lì si apre un mondo, parlare di sostenibilità, che anche lì si sta aprendo un mondo, ho detto forse magari il tema è anche troppo ampio, però sinceramente ho detto dobbiamo anche porci che non dobbiamo dare tutta la pappetta pronta ai ragazzi, dobbiamo anche lanciare nuove sfide. È una provocazione, certamente, cioè una provocazione che però hanno assolutamente preso con positività. Esatto. Chiaro che l'abbiamo detto chiaramente questo fatto qua, perché sappiamo che scopriamo delle situazioni che voi vi risultano così fumose e nuove,
Però è quella la sfida, nel senso cominciamo a cambiare mentalità, cominciate a cambiare mentalità, e questo è il mondo reale. Cioè sostanzialmente quello che noi vogliamo dare ai ragazzi è quello che è il fatto che domani questi ragazzi di quinta entrano in un albergo e non ci sono più i professori a parargli i problemi o a coprirli, devono entrare un'altra mentalità, e la mentalità di adesso, e che poi cambia puntualmente perché ormai gli aggiornamenti sono molto veloci, molto più veloci di quello che possiamo credere, è il loro momento di dover entrare in questa ottica di idee, anche perché sono molto più elastici di noi, di tutti quanti, cioè di noi messi della vecchia generazione sicuramente, insomma. E comunque, come diceva Massimo prima, non solamente entrare in albergo, perché diceva chiaramente anche Anna Maria ieri, la relatrice che ha parlato di CSR, di etica, di sostenibilità, l'ha detto chiaro e tondo, cioè ragazzi, non pensate che dovete entrare solamente nell'ambito di impiegato d'albergo. Con le nuove tecnologie stanno nascendo una rosa di nuove professioni, esatto, che voi potete sfruttare, perché le competenze le avete. Internet lo sapete usare, meglio di chiunque altro. Social network siete attaccati ogni 3x2, per cui è necessario andare oltre. E quindi noi vorremmo trasmettere proprio questo oltre, inizialmente ai docenti e con i docenti ai nostri ragazzi. La mia domanda era proprio questa, volevo capire come venivano coinvolti i ragazzi attraverso la scuola a questo aggancio del... Allora, noi come primo step di attacco abbiamo pensato di concentrarci sui docenti, perché se noi non agiamo prima sui docenti e lì, tra virgolette, svecchiamo, non è possibile arrivare al risultato finale dei ragazzi. Okay? Con il tempo possiamo dire: guardate ragazzi, noi organizziamo questi corsi per i vostri docenti, però se voi avete la voglia di partecipare, ben venga, sedi ce ne sono, venite, imparate qualcosa di nuovo, andate oltre gli schemi ministeriali, quello a cui dobbiamo far fronte. E per fare questo noi utilizzeremo delle collaborazioni con... speriamo con grandi catene alberghiere, perché loro bene o male hanno tutte le figure, ci permettono di avere tutte le figure, e noi vorremmo appunto creare questa serie di incontri che poi appunto vi spiegherò, e metterci da tramite tra insegnanti, tra scuole e il mondo del lavoro, cioè siamo noi che organizziamo il tutto. E infatti volevo dire che ieri una strana alchimia, che addirittura il direttore dell'Hilton Mulino Stucchi, il signor Rodoni, si è allargato dicendo che lui aveva bisogno di nuove, cioè che era disposto a dare lavoro a questi ragazzi, e quindi si è allargato in maniera, e quindi si è sicuramente sentito coinvolto. Ora non so poi se ci ripenserà sinceramente, però diciamo che ha lanciato questa offerta davanti a tutti. Infatti è scattato un applauso veramente a scena aperta, perché a parte che parlava in inglese... Questo vorrei dire, scusa un attimo, è stata un'imprudenza però da parte sua, perché l'abbiamo capito noi, ma la maggioranza dei ragazzi che erano interessati non l'hanno capito, ed è stato proprio il direttore di questo albergo che ha sollecitato l'applauso. Poteva parlare però secondo me, allora, dato che lui non lezioni, ognuno ha le tecniche sue, però secondo me ha dato invece un'idea di internazionalità, cioè un'idea di Europa. Loro devono entrare in Europa, questi ragazzi. Non è una critica a noi stessi, Aira, è una critica a chi è venuto qui ma certo, dove si parlava soprattutto ai ragazzi, non lo dovevano capire i ragazzi. Non tutti i ragazzi hanno capito, e quindi è venuto a parlare con i ragazzi che parlavano inglese. Quindi già ha fatto una selezione. Nazario, scusate, però secondo me stiamo innescando una polemica che non ragiona dietro.
è un mio pensiero in un... Allora, attenzione, siccome questa cosa non è stata assolutamente pianificata, è lui che di sua spontanea volontà, perché non aveva assolutamente parlato prima dell'intervento, che lo avrebbe fatto in lingua, assolutamente. Quindi è lui che, sentendo, tra l'altro è qui da poco, qui a... Non parla neanche è da 3 mesi. Quindi ha deciso lui di, indubbiamente, se noi avessimo potuto saperlo tutti, prodigare anche nel dare una e fare un'interpretazione di quanto, e dare un'interpretazione di quanto aveva detto. Quindi è chiaro, ma voglio dire, è comunque una novità che va presa come tale. Sì, è chiaro che molti non hanno capito, lo so bene, ma però se mi è anche un banco di prova sostanzialmente. Bravo, è un banco di prova, perché se mi posso dicono che gentilmente Sandro prima delle vari colloqui orali come sempre ci dà una panoramica, i ragazzi menzionano la loro conoscenza del livello di inglese. Io non direi adesso, ok, tutti lo sappiamo molto bene, forse molto dei ragazzi, però quando uno scrive hai un'ottima conoscenza, non per difendere il direttore, però il direttore non ha parlato in termini tecnici incomprensibili. Anche perché non è inglese e quindi è stato molto chiaro, perché il svedese era molto più chiaro il suo inglese, non vi ho ombra di dubbio. Ecco, quindi voglio però dire, una cosa sì, che ci sono stati ragazzi che non hanno capito, questo è vero perché io ho chiesto, ma non proprio l'incomprensibile cioè il quinto anno dovresti un pochino giusto, altrimenti non scrivi P1, P2, 4 europeo. Aggiungo un'osservazione semplicissima, in un concorso internazionale tipo quelli organizzati da EHAT, dove i ragazzi i concorrenti provengono da tutta Europa e oltre, si parla solo o inglese o francese, non si parla altro, anche durante i momenti così conviviali. Questo è un obbligo per i ragazzi perché si sforzino. Allora, Nazario, tu cerchi di questi ragazzi, ma secondo me invece è stata un'uscita meravigliosa perché è giusto che anche quest'ordine di idee che può succedere, può accadere. Poi la lingua ufficiale. Poi se l'ho capito io, guarda. Chiedo scusa, volevo solo sapere, voi conoscete i dati di quelli che dopo il diploma continuano a lavorare oppure lasciano l'albergo ad altre strade, tipo allora, all'università? Allora, come dati ufficiali noi non li abbiamo, sarebbe da sentire ogni singola scuola che ci dia i dati. Parlando però con i docenti posso dire senza ombra di dubbio che chi continua sono veramente pochissimi. Anche perché la scuola alberghiera è un po' rifugio, un peccatorio. Certo. Di tutti i ragazzi, lo sappiamo. Con la media che i genitori non sanno. Anche perché vogliono andare dico che di parcheggio, no? E quindi quella è la grossa. Anche perché per esperienza personale non mia diretta, però me la sono scelta io adesso alberghiero, però vedo con mia sorella che ha 10 anni meno di me, proprio la scelta del ore, i docenti stessi le hanno detto se non ce la fai con il primo anno con la scelta che fai tu, puoi andare sempre all'alberghiero. Gran piano, perché io ho sempre detto anche ai ragazzi, quando facevo orientamento per non scegliere il terzo anno, gli ho detto, sappiate che da adesso in poi non significa che voi vi assodate e sentite sempre parlare delle stesse cose, è dire sempre di più, e non pensiate che fare l'alberghiero sia una scelta che tanto vado a fare l'alberghiero, non serve che studi tanto, no, averla vissuta in prima persona, no, non esiste, c'è da studiare a ogni santissimo giorno come a un liceo. Sicuramente è più semplice rispetto a un liceo, però importante. Questo forse i ragazzi, però anche soprattutto i docenti non riescono a trasmettere. Ma purtroppo, guardate, io parlo per esperienza personale, il mio primo figlio aveva 10 matematica alle medie e lui era segnato scientifico,
E io ricordo che nella riunione dell'orientamento, insomma, guardate, ma solo perché uno è bravo in matematica deve per forza fare lo scientifico, oppure perché è bravo, che ne so, in italiano deve andare al classico, i due percorsi, no, classici, tra virgolette, scusate. Perché non andiamo a vedere cos'altro c'è? Lo stesso sta avvenendo adesso con la mia seconda. Quindi attenzione, perché c'è anche un discorso di scuola. Qui bisogna andare un passo indietro, che i ragazzi ieri stessi riscontravano che a 13 anni è difficile la scelta, e i 2 anni che a livello in alcune regioni europee, in alcuni stati europei, perdono, invece sono di orientamento, servono già più una presa di coscienza. Ma è difficile però. C'è una cosa la ragione. provenienza dei ragazzi, non sono tutti figli di professionisti o di medici, e tutti figli di gente che l'albergo lo mastica poco, voglio dire. Quindi alcuni arrivano alla scuola alberghiera senza conoscere l'albergo, cioè non sanno che cos'è una Scusate, però, allora, a dormire, ma non questa è una tematica assolutamente interessante che ogni tanto riproponiamo in assemblea, però corriamo il rischio di ripeterci le stesse cose e non andare avanti su quello che invece è il nostro. Allora, no, giusto 2 dati velocissimi. I dati sulle scuole alberghiere sono sempre gli stessi da 30 anni. Allora, c'è una forbice tra il 7 e l'8%, quindi 7 o 8 ragazzi su 100 che, ultimato il percorso formativo alla scuola alberghiera, comincia a lavorare in albergo. E questo è un dato. La cosa più sconcertante è che dopo 2 anni il 75% di quell'8%, 7-8%, ha già cambiato lavoro. Qui mi riaggancio a una cosa che hai detto tu in apertura, rispetto anche all'importanza che AIRA dovrebbe ricoprire nel stimolare gli insegnanti. Questo te l'ho già detto ieri, Quello che dovrebbe passare, a mio avviso, è che il punto di riferimento dovrebbe essere AIRA, che poi si occuperà a sua volta di intervenire a seconda della tematica richiesta, a seconda della tipologia anche di intervento da fare, ovviamente. Anche perché non dimentichiamoci che se questi ragazzi hanno determinato nel passato e determinano oggi questi risultati così scarsi in merito alla collocazione all'interno delle strutture ricettive, oltre al fatto che viene considerata a torto una scuola facile per conseguire un poi così i miei genitori sono contenti, no? Perché non è così, ovviamente, anche perché poi se una cosa la fai male non ti porterà da nessuna parte. Ma la cosa più importante da ricordare è che silenzio assoluto, che parte delle colpe sono nostre, sono degli operatori, perché in occasione degli stage, dove è un periodo che è fondamentale per la crescita non solo a livello umano ma soprattutto professionale in prospettiva per l'alunno, se noi diamo loro una sensazione che l'ambiente in cui operiamo è quello che spesso passa, è chiaro che noi stiamo facendo non un bene ma il male. Ci sono tantissimi nostri colleghi a cui viene obbligato un ragazzo da affiancare, che solitamente sono gli stessi che questo lavoro non lo amano affatto. Quindi parte delle colpe dobbiamo vederle al nostro interno. Ecco perché è importantissimo partire da un progetto che veda intanto la possibilità di individuare i tutor in ogni singolo albergo che si occuperà degli stage, che abbia una formazione specifica, ma soprattutto una forma mentis per seguire dei ragazzi che devono essere stimolati a proseguire per quella strada, non ad allontanarsi. Su questo credo che tutti siamo d'accordo, no? E anche fuori dell'albergo, però. Cioè, anche in riunioni o cose. Quello è il coinvolgimento che poi ne consegue, è ovvio. Anche perché se andiamo a vedere i dati sono impressionanti. Ogni singola scuola, se andiamo a vedere, ci sono alcune scuole che viaggiano con 1200-1400 studenti, parlo degli istituti alberghieri, questo in Lombardia, ma credo che anche nei dintorni, il Musatti credo che abbia dagli 800 ai 1000 studenti l'anno, no? Quindi stiamo parlando di cifre molto importanti. Ma lì che cosa determina e che cosa fa la differenza? I presidi amministrativi o i presidi operativi. Anche laddove ci sono degli insegnanti, che sono pochi, che seguono questi ragazzi e lo fanno anche con grande efficienza, ma ci sono tantissimi altri insegnanti a cui non frega assolutamente nulla di trasmettere più di quanto non sappiano trasmettere, magari andando a studiarsi un'ora prima la lezione che poi dovranno andare a spiegare in aula.
Questa è una realtà inconfutabile. Ma rivolgersi agli insegnanti dicendo adesso noi vi insegniamo qualcosa potrebbe essere un errore ancora più grave. Certo. Quello che noi possiamo proporre è di proporci per far sì che possano essere messi al corrente di quelle che sono le novità. Non dimentichiamoci che molti insegnanti nel passato hanno lavorato in albergo, nel passato. Questa è una cosa che vado da tempo dicendo. Non hanno proprio lavorato. No, oppure non hanno anche lavorato, ma voglio dire, io mi rendo conto che l'ultimo decennio è stato prodigo di un numero così alto di cambiamenti che nei 20 anni, nei 30 anni prima non c'erano stati neanche un decimo di questi cambiamenti. Ma sto parlando di cambiamenti epocali che la connessione ad internet ha determinato anche la gestione. I gestionali sono una cosa impressionante. Ieri parlavamo dell'e-business, sono cifre pazzesche. Quindi adesso io a mio avviso, scusate, ma credo che fosse assolutamente necessario. Questa è una cosa appurata, non è che possiamo fare più di tanto se non far partire dal basso un sistema che metta nelle condizioni, quindi anche chi insegna, di sentirsi attratto da chi gli sta aprendo una porta e gli sta dicendo guarda che io non ti sto chiedendo niente, esatto, se non quello di venirci a trovare e condividere, perché alla fine noi dobbiamo parlare di aggregazione e condivisione. E come dicevo ieri anche ai docenti stessi, noi non obblighiamo nessun docente a partecipare, sta nell'intelligenza della persona a dire aspetta che forse questi qua mi stanno dando un'ottima opportunità per tenermi aggiornato su quello che sta succedendo, perché si percepisce a pelle che loro sono sconnessi con quello che sta succedendo nel mondo reale. Ma lo sono anche tanti nostri colleghi, non dimentichiamoci questa cosa. E questa è una cosa fondamentale. Ci sono alberghi che hanno un modus operandi che andava bene negli anni 60, non dimentichiamo questa cosa. È un ragazzo che finisce lì, inevitabilmente poi si ritrova comunque proiettato in un futuro che appartiene al passato, non neanche al presente. Ok? No, su questo non ci piove. Chiaramente io dicevo a Marco che questo progetto, che chiaramente essendo un progetto deve essere ben raffinato e sviluppato, certo. Però è a rischio, nel senso che io come presidente me ne prendo la responsabilità, perché puoi trovare il professore intelligente che capisce. Io ieri ne ho parlato con professoresse e professori illuminati, quelli che hanno effettivamente, come diceva Marco, voglia di imparare e di mettersi in discussione. Trovi quelli ignoranti e dice no, a me non mi dovete insegnare niente nessuno, perché tanto io ho il mio posto, tranquillo. Quindi non abbiamo niente a che fare, non c'è niente da fare. Quindi noi rischiamo, nel senso che rischiamo sia nel bene che nel male, però è chiaro che siamo speranzosi in una risposta di persone illuminate, intelligenti. Certo. Anche con me prima critica costruttiva fra di noi, abbiamo detto sì, ma progetto, ok che lo facciamo per i docenti, ma avremmo da parte dei docenti un interesse? Esatto. Infatti quello è stato una prima comunicazione con i docenti, abbiamo spiegato a soldoni quello che doveva essere il progetto, poi ufficialmente presentato ieri, però intanto abbiamo già avvisati che noi a Raveneto stiamo lavorando per arrivare fin qua, per cui in qualche modo, però ti dico anche la sincera verità, le mail che sono arrivate a me di ringraziamento, grazie che mi hai presentato il programma, su quante scuole abbiamo, su 11 scuole, saranno arrivate 4. Ci sta. Pensiamo anche alla grossa opportunità che noi abbiamo di instillare la curiosità e il desiderio di sapere qualcosa di più relativamente alle nuove professioni che negli ultimi tempi si sono venute a creare. Questo vorrebbe dire all'insegnante guarda che tu puoi trasmettere un po' più di entusiasmo, se vogliamo, in prospettiva di un lavoro che fino a un po' di tempo fa non c'era, ma che oggi potrebbe aprirsi delle possibilità enormi. Adesso c'è qui, ma ne è un esempio. Fare in modo che qualcuno conosca di più e meglio un certo reparto, sapendo che, anche avendo fatto un percorso, faccio un esempio banale, sul ricevimento, e quindi avendo scelto non sala bar, non cucina, ma ricevimento, perché ci fate caso, manca sempre una quarta parte, che è il reparto piani. Non è mai stato preso in considerazione, mai. Eppure, oggi abbiamo un'enorme possibilità, visto e considerato che l'housekeeping oggi, ai piani, deve avere conoscenze informatiche, quindi
per assurdo anche la moltitudine di ragazze, quindi parlo di persone di sesso femminile che frequentano gli istituti alberghieri, che sono ormai in maggioranza, perché le donne comunque sono quelle che studiano di più, che studiano anche meglio, con i risultati migliori. Questi sono altri dati confutabili, no? C'è la possibilità quindi di dar loro una speranza su un'occupazione che non deve essere necessariamente il front office, perché c'è un back office che ormai, parliamoci chiaro, il ricevimento. Io quando ho cominciato a lavorare in albergo, per me il ricevimento era il punto di arrivo. Oggi è un punto di passaggio. Questo è altro dato inconfutabile. Dire a una persona quindi guarda che se non ti va e non puoi è perché non c'è la possibilità di lavorare al ricevimento, hai altre possibilità, che è quella non necessariamente di lavorare a stretto contatto con l'ospite, ma puoi farlo anche dietro le quinte. Puoi adoperarti a lavorare ai piani in cui ci sono una serie di figure che richiedono comunque una preparazione altamente professionale ed è altamente responsabilizzante e responsabilizzata come posizione. Quindi abbiamo tantissimi argomenti con cui incentivarli a prestarci attenzione, perché gli stiamo dando nuovi strumenti che finora non hanno mai avuto. Diamoglielo noi, è un supporto. Noi purtroppo, come poi farò e dirò nel prossimo intervento, pecchiamo purtroppo in forma di intelligenza di sistema. Abbiamo solo quella individuale e questo determina queste grossissime falle che continuiamo a trasportarci e che poi continuiamo a dirci ogni 10 anni come mai sono così pochi ragazzi che lavorano in albergo. Perché in primis, tra le tante cause, c'è anche quella che noi non siamo riusciti a trasmettere, quello che di buono invece in questo reparto, anzi in questo comparto c'è. Certo. Io comunque, poi ieri che abbiamo fatto un po' anche un cappello introduttivo su che cos'è il turismo oggi, abbiamo detto guardate che ragazzi docenti, un settore che comunque sta crescendo, un settore che comunque si sta innovando, è sempre più nuovo e sempre soprattutto sostenibile. Quindi noi vorremmo puntare anche sotto questo punto di vista, che ieri a 3-4 ragazzi io che ho chiesto palesemente, sai che cosa significa responsabilità sociale per l'impresa? E mi hanno parlato di responsabilità a livello giuridico. Ho detto no, fermo, piano, tutta un'altra cosa. Lì proprio non c'è alba, quindi un punto forte che, bene o male, io lo sto trattando a livello universitario e mio di ricerca personale. Vorrei puntare anche su questo, a trasmettere questa cosa qui. E poi ho fatto capire, sia io, poi anche l'intervento di Damiano De Marchi, ricercatore CISET, e dicevo, guardate ragazzi, che il turista adesso è un turista maturo, è lui stesso che si crea il proprio pacchetto, la propria vacanza, ovviamente utilizzando un prezzo sempre più economico. Quindi anche qui rientra un'altra tematica ancora, revenue management, che docenti non hanno alba, perché si limitano a saper calcolare il prezzo di una camera, scontistica, scorporo io e basta, cioè lì si ferma tutto. Quindi no, c'è tutto un altro reparto fuori che crea e si confronta con il mercato stesso. Un esempio palese che ho fatto vedere ieri è la tempistica. Dal 2008 al 2012 quanto tempo ci impiega un turista a prenotare una camera? Nel 2008 eravamo più o meno un giorno, nel 2012 siamo a 2 secondi grazie alle applicazioni. Stiamo parlando del 2008 al 2012, non stiamo parlando di 40 anni. Scusa, domani siamo nel 2015, quindi ci sono altri 3 anni ancora Sarà, da aggiungere. arriveremo a 1,5 secondo. Sì. Si arriverà al pensiero. Al pensiero. Praticamente. La nostra missione quindi qual è? Trasmettere che cosa? L'innovazione. Trasmettere l'innovazione innanzitutto ai docenti. Attraverso che cosa? Attraverso lo scambio di idee, perché inizialmente è uno scambio di idee tra docenti, quello che sanno, e imprenditori, studiosi ed esperti che sono nel campo. Noi faremo un tramite di queste idee, non vorremmo puntare su questa cosa qui. E questa cosa qui ci permetterà ai nostri docenti di aggiornarsi prima i docenti e poi gli studenti stessi. Anche perché se non riusciamo ad avere docenti più aggiornati, abbiamo anche gli studenti aggiornati e preparati su quello che è il nuovo mercato e quello che il mercato ci sta chiedendo. Ieri parlavamo con la ragazza russa, mi ho detto, secondo te dove dovrebbe puntare
a livello di turismo, italiano gli operatori, fa sicuramente conoscere la nostra lingua, perché tutti ormai sanno usare Facebook, sanno usare social media. Manca però l'interazione in lingua russa dei vostri operatori con noi. È una frase fortissima questa, una sfida fortissima. Quindi se noi riusciamo ad avere i nostri... Questa era una studentessa, Sì. sempre del... Sì. Questa è del Maffioli di Castelfranco. Esatto. Se noi riusciamo ad avere studenti preparati su quello che è il nuovo mercato, riusciamo anche ad avere però uno sviluppo a livello territoriale di occupazione, che è il grande tema, il grande discusso di questi giorni e di questo periodo. Scusa Marco, possiamo tornare un attimo sulla slide precedente? Sì? Questo è un passaggio secondo me cruciale, perché mettere insieme docenti con imprenditori, studiosi ed esperti sembra quasi che noi organizziamo l'incontro e ce ne stiamo fuori. No. A mio avviso ciò che deve passare è che noi facciamo, organizziamo questo incontro e saremo noi poi a dire oggi si parlerà di questo. Ma non è solo persone esterne, deve passare come messaggio chiaro. Siamo noi che comunque mettiamo la faccia. Siamo noi che siamo in primis noi che poi traiamo beneficio anche da questo. Noi ci avvaliamo di imprenditori ed esperti esterni perché comunque, essendo nel campo, sanno meglio di noi che cosa significa. Però siamo noi che organizziamo il tutto, ci mettiamo la faccia e vogliamo necessariamente che i nostri docenti, in primis, i nostri studenti successivamente, sappiano che cosa sta succedendo fuori. Quindi siamo noi in prima persona che ci mettiamo in Quando gioco. parli di imprenditori, studiosi ed esperti, chi sono questi qui, secondo te? Beh, sicuramente il discorso degli imprenditori è un'ampia gamma, Cioè, noi dovremmo organizzare questi incontri per parlare di cosa? Beh, innanzitutto va in base alla tematica. Tematica che riguarda ovviamente il nostro comparto. Anche tipo E non solo. Sì, Luciano, sì. l'imprenditore può essere il macellaio che ha comprato l'albergo. Che ha comprato l'albergo, cioè facciamo fare un intervento al macellaio facendoci dare una sua prospettiva del controfiletto. No, dai. Allora, studiosi ed esperti io in ambito accademico li associo molto, perché loro riescono a darci a livello di studi accademici che cosa sta succedendo a livello anche di numeri. L'imprenditore, per me, da studente di economia, è sia l'imprenditore tipo un Ilio Rodoni di ieri, un general manager di un Hilton, ma può anche essere un ragazzo della mia età che ha messo su una startup. Noi vogliamo far passare il tema di ieri sulle nuove competenze di imprenditorialità, era anche questo aspetto qui. Ragazzi, puntate a crearvi qualcosa di vostro. Ma ieri fresca, no? L'esperta studiosa, la dottoressa Tuan, ha parlato di sostenibilità. L'imprenditore Rodoni che dice nel mio albergo è nata la nuova figura, mi sfugge in questo momento la dicitura esatta in inglese, ma comunque la nuova figura che si occupa di green, ok, Hilton, catena alberghiera, così come Sheraton. Che ha un'università tra l'altro. Esatto. Prego? Che ha un'università. Sì, esatto. Sarebbe sì, la loro Trasmette al formazione. docente, attenzione, guardate, ed è quello che abbiamo appena detto, guardate che ci sono anche queste, e si inserisce anche in quello che hai appena detto tu, al reparto Schipi, ma al reparto una ragazza, un paio, forse hanno menzionato anche tutto quello che è events e convegni, eccetera, anche questo, voglio dire. Quindi io ti porto chi ha studiato, chi sta studiando, cosa sta succedendo, ti porto chi lo sta mettendo in essere, che è il direttore dell'albergo, in modo tale che tu poi lo possa trasmettere direttamente. Sì, ma ci rendiamo conto che noi abbiamo delle figure al nostro interno, me lo faceva notare stamattina Alberto Lagornia, ma noi stiamo parlando, noi siamo qui al Daglioni, il general manager chi è? È Maurizio Deste. Da quanti anni conosciamo Maurizio Deste? Lo abbiamo mai messo nelle condizioni di... potrebbe parlare solo per aneddoti e trasmettere una serie di conoscenze che credo che abbia pochi pari in Italia, no? Rendiamoci conto che al nostro interno ci sono delle eccellenze e come tali andrebbero individuate perché noi siamo anche questo. Non significa che mettiamo paletti di nessun tipo. Ma infatti la nostra idea è comunque
prima considerare noi AIRA Veneto e AIRA Nazionale. E ci chiediamo, abbiamo noi personaggi che sono competenti in materia del tema della tavola rotonda? Bene, utilizziamo loro in primis, teniamo in considerazione loro in primis, e poi ci avvaliamo comunque di personaggi esterni della nostra realtà territoriale, perché magari ci possono portare anche un modo di vedere diverso rispetto al nostro socio. Quindi vogliamo porre anche diversi punti di vista sulla stessa tematica, ok? Ed è tutto che permette al docente, allo studente di crescere professionalmente. Quindi, in primis, noi teniamo in considerazione, noi direttivo, anche AIRA Veneto e AIRA Nazionale. Riusciamo ad avere esperti nostri che ci permettano di trasferire questa informazione, questa innovazione al nostro pubblico? Sì, bene, utilizziamo prima loro, però valiamoci anche e teniamo in considerazione il territorio. Cioè poniamoci anche come ponte per incrementare il network di conoscenze. Noi come AIRA Veneto vogliamo crescere sotto questo punto di vista. È venuto fuori diverse volte di puntare anche ad un gran premio che si estenda anche a livello europeo. Perché non possiamo innanzitutto nazionale, però anche europeo, perché non confrontare i ragazzi nostri con quelli che sono in Germania, che sono in Francia? Perdonami, devo obbligatoriamente intervenire. Se mettiamo i nostri ragazzi in questo istante a confrontarsi contro l'Europa, verranno demoralizzati immediatamente. Fanno però i concorsi della EKT e li vincono anche. Perché si sa che i nostri ragazzi, l'abbiamo sottolineato, che sono a un livello abbastanza basso. Quindi ovvio, però comunque anche lì c'è da fare una selezione. Ecco, appunto. Chiaro, chiaro. Come evidenziato contro altri gioielli. Certo. Va bene. Sì, il livello Gioielli ho partecipato a Loreto. Noi sono 6 anni che facciamo un concorso internazionale. Sì, con la scuola alberghiera nuova, ci sono da Roma, ed è chiaro, però si evidenzia quello che dice Alberto, che scegliendo i gioielli, noi sì, scegliendo i gioielli, mettiamo il modo di esprimersi in inglese abissale. Però 2 secondi, l'esperienza di Von per noi può essere illuminante, cioè il fatto che siamo soci nella stessa associazione è sostanziale. Allora io vengo, noi abbiamo questo progetto, tu già fai una cosa. Ne avevamo parlato qualcosa. Già avevamo discusso, allora, c'è esatto. da premettere che mentre AIRA Veneto, da quello che ho capito, diciamo, noi supportiamo la scuola alberghiera come AIRA e siamo invitati come tecnici, insomma, e quant'altro. È un po' inversa la cosa, però non per questo. Abbiamo anche una socia, Rosaria Cuscito, che è l'insegnante. Che è anche socia, tra l'altro. Sì, esatto, e quindi comunque c'è questa possibilità e sarebbe bello magari di estendere una cosa del genere sulle regioni che fanno uno sull'Italia e dal vincitore italiano poi magari metterlo in nazionale e metterlo in competizione con l'Europa. Era il progetto che noi volevamo fare, noi ci poniamo come AIRA Veneto, però lo estendiamo anche a livello nazionale. Noi individuiamo il nostro e lo mettiamo in competizione con quello delle altre regioni, e cerchiamo di creare un migliore livello italiano. Una curiosità, il ragazzo che ha fatto la presentazione in cinese, ma c'era il cinese che ascoltava? L'ho detto anch'io, ma se nessuno mi capisce. Vediamo di quello che diciamo. No, scusate, qui ci vuole adesso 10 secondi e fine. Bravo. Io mi permetto di salutarlo a nome di tutti, va bene? Che un piacere vedere. Ma non so se ti sente caldo, mi sa che ti... Ezio no, ma vabbè, alla fine giovanissimo. Ci salutiamo dopo.
Ma sempre, io sempre. No. Ho provato a usare la Shibon, ma non va. È arrivato anche Jean-Claude, in ritardo, ma è arrivato. Ciao. Bene. Scusate, ma era doveroso, al posto io non ha... Riprendendo quello che stavo dicendo, come metodologia anche di trasferire questa innovazione, noi abbiamo cercato anche di fare di capire quali sono anche le possibili soluzioni. E abbiamo pensato di proporre workshop formativi anche a livello pratico, cioè trasferire quello che effettivamente si fa, perché è inutile che noi trasferiamo a livello di teoria. Teoria possono leggersi tranquillamente anche su internet. Sarebbe carino anche a livello pratico e dire, tu docente, guarda che per fare questa cosa qui hai bisogno di questi dati, devi metterli insieme così e ottieni questo risultato. Grazie. Lezioni, appunto, a carattere formativo, qualora non ci sia una reale disponibilità a livello pratico, ma anche laboratori. E su questo il discorso dei laboratori, personalmente la vedrei anche in una collaborazione direttamente tra studenti e docenti. Quindi mettersi in gioco tutti con le nostre figure professionali. E ovviamente tutti questi elementi qui andranno poi permetteranno poi al docente di ottenere informazioni, di ottenere anche una professionalità che può contraddistinguerlo rispetto ad altri docenti, ad altri colleghi. Infatti ieri, bene o male, anche come docenti, noi abbiamo visto da parte degli studenti stessi, però si capisce indirettamente anche quanto il docente riesce a trasmettere allo studente stesso. Noi pensiamo che queste tre tipologie metodologiche di trasferimento delle informazioni possono essere quelle più corrette, anche perché come tematiche sono molto ampie. Come tematiche, ovviamente la rosa è molto ampia. Noi abbiamo cercato di individuare principalmente queste, cioè iniziare con queste. Ovviamente poi con la collaborazione dei docenti che magari ci possono dire guardate che a me può interessare di più questo aspetto, e anche parlarne con esperti del settore, agregatori e quant'altro, dire guardate Aira Veneto che adesso sta andando, tra virgolette, di moda questo aspetto qui. Cerchiamo di creare una lezione, un workshop, come volete, però come tematiche principali noi punteremo innanzitutto su questo aspetto qui. Corporate Social Responsibility, l'aspetto delle tecnologie informatiche, la Customer Relationship Management, Revenue Management, che si apre un mondo, anche l'innovazione nella gestione delle operazioni alberghiere, che se calcoliamo quello che viene insegnato ai nostri ragazzi, ne hanno di strada per arrivare a quello che è necessario sapere. E ricollegandomi al discorso dell'imprenditorialità, vorremmo anche trasmettere anche il discorso della cultura di impresa. Perché ragazzi, voi siete il futuro, prendete in mano la vostra vita e fatene qualcosa di concreto. Incubatori di imprese, soprattutto qui in Veneto, ce ne sono tantissime, da Veneto Sviluppo, H-Farm, il CISE stesso che diceva ieri in ambito turistico, ne abbiamo già 3 nell'arco di 100 km. Cioè, per cui questo è il nostro piano d'attacco, e questo piano d'attacco noi vorremmo metterlo in atto già a partire da gennaio. Adesso stiamo lavorando e vorremmo puntare anche sulla collaborazione di Hilton per iniziare con qualcosa di concreto fin da subito e già partire con gennaio e creare una prima lezione di presentazione ufficiale anche del percorso,
e poi far vedere comunque ai docenti che noi li stiamo sotto, anche perché i nostri ragazzi hanno fame di nuova informazione, è necessario che loro siano nuovi e aggiornati su queste tematiche. Questo è sostanzialmente il progetto Innovaira su cui noi vorremmo puntare. Abbiamo già iniziato a puntare da diversi mesi a questa parte e vorremmo continuare su questa strada. Questo è appunto il nostro intervento. Ovviamente se avete informazioni più dettagliate, noi questa sera siamo qui, per cui basta che chiedete. Quindi da quello che ho capito, il vostro intento è rivolgervi soprattutto agli iscritti alberghieri e quindi la vostra preoccupazione inerente esclusivamente ai ragazzi della scuola. Allora, inizialmente sì, anche perché comunque calcoliamo che ci stiamo lavorando già da 10 anni insieme, per cui c'è già una collaborazione tra gli studi alberghieri del Veneto e non solo, abbiamo parlato di Udine e di Ferrara, e non solo. Ovviamente che poi dal momento in cui questo progetto qui diventa un progetto assodato e sta crescendo, è ovvio che possiamo aprirci tranquillamente anche agli studi tecnici turistici, perché no? Stiamo parlando sempre di turismo, stiamo sempre parlando di formazione in ambito turistico, quindi partiamo già con le risorse che abbiamo e i contatti che abbiamo. Ovvio che noi punteremo a crescere sempre di più e vorremmo portare avanti questo progetto il più possibile e anche, spero, il più velocemente possibile. Anche perché comunque queste voci, almeno quelle che leggo qui, le possono toccare forse qualsiasi tipo di studente. Certo, quello sicuramente. Perché queste problemi, quello che leggo, anzi addirittura forse pochi della scuola alberghiera possono toccare questi argomenti. Ma la scelta della scuola alberghiera è legata al fatto che comunque abbiamo un certo tipo di comunicazione con le scuole. Lo teniamo esattamente, anche con i docenti che comunque ci conoscono praticamente. Poi sono anche soci, ci sono anche scuole intere che si sono associate, quindi c'è una serie anche di fattori, no? Io non so del vostro lavoro a che livello è qui in questa regione, ma se per il momento non siamo riusciti ancora a trasmettere le voci principali, i formamenti base, e già andiamo a parlare di corporate social responsibility piuttosto che l'ICT, che è un mondo. Questo non è per i ragazzi, però. Per i docenti? Un docente che fra 6 anni va in pensione dubito che possa interessare. Ma è una cosa ambiziosa, bisogna osare. Certo, assolutamente. Ma sono anche esempi di tematiche che qua, ovviamente questi, come dicevo prima, sono solamente dei punti su cui noi vorremmo puntare. Ovvio che se noi vorremmo fare comunque un tavolo di confronto con i docenti e chiedere: voi fin dove arrivate? No, ma è brutto dirlo, ma sarò molto diretto. No, ma ci vuole. No, sono molto diretto. Se ho, per fortuna o sfortuna, dipende da che lato vogliamo vedere, ho dei docenti verso, se lo fai 60 anni, l'approccio è meglio che lo cancello immediatamente. Ma non proviamo per il discorso di età, perché per la nostra esperienza comunque non si sa neanche investire nei prossimi 5-10 anni, per 1000 ovvi motivi. Certo, guarda, io personalmente noi siamo docenti di una fascia d'età che si aggira intorno dai 35 ai 43 di solito, quindi lavorativamente fa ancora la strada. E soprattutto sono interessati. Soprattutto sono interessati. Altro perché credo che tutti sono impegnati nel proprio lavoro piuttosto che altri impegni. Sì, quello che noi perdere tempo con queste persone. Sì, allora, noi abbiamo detto chiaro e tondo anche ieri che ovviamente da parte loro non è un obbligo venire da noi e dire: guarda, voglio partecipare a questo vostro progetto. È quello che dicevo, se sono illuminati magari gli interessa, provano. Se invece appunto sono chiusi, nel senso che a me non mi sposta nessuno perché io sto col sedere al caldo, non c'è discorso. Infatti questa è anche la prima considerazione che abbiamo fatto, se partire o meno col progetto. Assolutamente. Cioè, prima di arrivare a questo progetto io sono stato sempre molto critico perché io ho 61 anni e mi sono veramente nuovo
e mi affascina questa energia, assolutamente. Quindi se io sono interessato, penso che ci potrebbero essere altre persone, è la comunicazione che è sostanziale. Come comunichi questa cosa qua? E lì ne possiamo anni e anni di discorsi, però la comunicazione è sostanziale. Ci stiamo lavorando anche bene come dire e come proporre questa cosa qua ai docenti, che fra l'altro, ripeto, già il fatto che comunque sono, cioè partiamo anche un po' sul tranquillo, nel senso che questi qua rispondono ogni anno da 10 anni al Gran Premio, vuol dire che sono degli affezionati e sono soprattutto, hanno già la mentalità di apertura, perché ieri appunto parlando con la professoressa dell'Artusi di Recoaro Terme, dicevo non vedo l'ora di sentire questa tavola rotonda, perché poi così ne discuterò con i ragazzi. Cioè io ho già un'idea, però voglio sentire e di conseguenza... No, ho sottolineato che era già un passo avanti, ma qua parliamo di nazionale. È questione di... La credibilità può solo avvenire con la credibilità. Cosa vuol dire? Che per noi, per esempio, per la nostra esperienza, se un dirigente scolastico che sposa questo progetto chiama l'altro dirigente scolastico è credibile. Spesso se chiamo io a un dirigente scolastico... Vabbè, passa parole sostanziali. Se il dirigente inizia a esserci questo word of mouth, allora abbiamo vinto in principio. Guarda, l'anno scorso, per la prima volta, ho partecipato a Ferrara, è stata la pressa vivo del sistema. Allora c'è la vittoria quasi sicura. E quello che vorremmo fare noi è, soprattutto in questi termini, però vorremmo tenercela buona, anche perché lei, essendo presidente della IHT, noi vorremmo puntare anche, soprattutto su di lei. Ed è stata una persona che ho trovato appunto in un evento che aveva organizzato l'Artusi, e sai com'è lo scambio di bigliettini da visita classico? Un cavallo vincente. Ma se posso dire, scusa, la valorizzazione anche, insomma, un po' di orgoglio per Aia Veneto, assolutamente. nel senso che siamo riconosciuti, no? Siamo riconosciuti, ovviamente questo senza nulla togliere il discorso nazionale, però viene riconosciuta l'associazione che lavora, e l'avete sentito più di una volta detto da Marco, che lavora territorialmente. Una domanda, a titolo così, voi avete avuto già magari avete a livello così chiesto a partire del docente, così avete fatto una non divulgazione proprio, un questionario di questo? Esatto, allora, un sondaggio tra virgolette così anche. Allora, io personalmente da referente ho mandato appunto la comunicazione e ho spiegato ai diversi docenti che cosa volevamo fare. Abbiamo ottenuto delle risposte positive dai principali istituti che tra l'altro hanno partecipato ieri, e che sono anche gli istituti quelli più grandi nell'ambito regionale. Quindi si parla di Vittorio Veneto, Jesolo, Musati di Dolo, si parla di Recoaro Terme, per cui vediamo già anche... Docente, come risposta dei docenti, sai perché ti chiedo questo? Perché io lo vedo anche nel nostro caso, magari partecipare ad un gran premio, un concorso, chiamiamolo come vogliamo, a livello, è chiaro, riferito ai ragazzi, per cui io non so adesso l'interesse che possa avere un docente, perché non so bene come funziona nella scuola, se loro quando fanno ad esempio i loro corsi di aggiornamento, se anche arrivano dei crediti, con questo fatto da AIRA, siamo attenti cosa, al di là della loro informazione, aggiornamento sicuramente in tempo reale da chi lavora sul campo, cosa, non so neanche noi come progetto, calcola che come progetto noi ci stiamo lavorando da circa 3 mesi. Abbiamo posto innanzitutto le basi di quello che vogliamo fare. Ovviamente noi abbiamo necessità di avere un tavolo di confronto con loro per capire che innanzitutto di cosa hanno bisogno e due anche di confrontarci per vedere i loro corsi di aggiornamento che cosa fanno, cioè che plus danno, in modo che anche noi possiamo essere competitivi sotto questo punto di vista. Ovvio che il prossimo mese io direi di fare un tavolo di aggiornamento con loro e capire pro e contro di questa cosa perché qui. Forse solamente in quel modo non si riesce ad avere assolutamente, cioè tutto in sviluppo, nel senso che noi intanto abbiamo quest'idea,
Poi piano piano ci stiamo lavorando, nel senso che comunque poi ci sono delle cose tecniche che ci dovete dare anche voi, delle dritte importanti. Però non vorrei ripetermi, per la semplice esperienza in Lombardia, Luciano è presente, abbiamo moltissimi docenti che sono meravigliosi, vogliono impegnarsi. Il problema è che se il padrone di casa non ci fa entrare, che è il dirigente scolastico, continuiamo a parlare di docenti quando il primo è il dirigente scolastico, per la nostra esperienza. Io prendo Pavia, ormai non ci vado più, perché ormai non si entra più. Ci andiamo assieme. Assolutamente sì. Facciamo una coppia. Assolutamente sì. Beh, guarda, Nel senso, forse la tavola rotonda è un mio parere che vale uno, come dice, no, sono sempre... No, ma che c'entra? Io Sono forse la tavola dei rotonda giusti... inizierei dall'alto, con i dirigenti scolastici, e poi... Beh, comunque, allora, noi a livello di comunicazione, anche di questo progetto qui, sia i docenti, ma soprattutto i dirigenti scolastici, abbiamo chiamato ogni singola scuola a chiedere come si chiama quel dirigente, dammi il contatto personale. Diciamo che però loro internamente, l'ufficio protocollo, arriva ovviamente tutto al dirigente, il quale dirigente poi inoltra direttamente, esatto, inoltra direttamente. Quindi la Io direi scarica che inoltra. Vabbè, usiamo un termine diciamo che burocratico. noi lavoriamo anche sul fatto, Massimo, correggimi se sbaglio, però di mantenere comunque sempre il contatto e la valorizzazione del dirigente scolastico, quindi lo si richiama sempre, cioè noi abbiamo sempre capito una... C'è proprio di riguardo. Certo. Anche perché se noi non... In primis invitandolo, poi dopo lui niega l'invito e dice il referente è... Però intanto... Esatto. Certo. Esatto. Però anche al contrario, noi l'ho vissuto come avendo l'infiltrato, tra virgolette, cioè il docente, che poi è un po' come capita da noi, no? Perché tu intercedi con magari la persona, così riesci in qualche modo, forse deve essere un po' da due lati, il docente sicuramente dà l'importanza che nella realtà c'è il docente, il dirigente. Assolutamente, ma poi lì è sostanziale anche il contatto personale. Il dirigente scolastico ormai è diventato un politico. Cerchiamo di essere proprio chiari. Quindi, esatto, quindi a lui interessa solo il potere. Quindi semplicemente ci possiamo permettere di interagire con i vostri docenti, se c'è un sì e un no, ben che ci sia. Però purtroppo la realtà per noi è questa, quindi... Sì, io ti parlo anche sulla base Sì, territorialmente devo dire che non abbiamo avuto risposte. No, anzi, cioè io al momento su mail e anche telefonicamente risposte negative non le abbiamo avute. Noi abbiamo risposto. Vabbè, per rispondere alla risposta. Abbiamo lanciato la cosa. Già quella cosa lì a noi è già tanto, considerando che è un progetto che ancora stiamo studiando la validità. Quindi... Visto il vostro progetto, il vostro intento, non avete mai indagato a pensare che oltre all'istituto alberghiero potrebbero essere dei temi interessanti per chi lavorerà? Sì, allora infatti quando io ho presentato a loro il progetto, che quindi si parla di di marzo, che era l'idea, abbiamo detto puntiamo sì i docenti, però considerando che siamo un'associazione che raggruppa gli impiegati albergo, mettiamo a disposizione anche a loro questo corso qui, perché è ovvio che innanzitutto dobbiamo vedere noi i nostri soci, poi puntiamo anche sui futuri ballerino qui. La voglia di Forza di quindi su questo punto sì, abbiamo tenuto in considerazione anche voi. Va bene? Grazie Marco. E concludo dicendo che questi sono i soci di cui abbiamo bisogno. Perdone, il riscaldamento, noi stiamo bollendo. Adesso vi metto in fresca. Noi stiamo Adesso almeno 4, così secondo me questa è un'informazione. Passiamo ai Lazio? No. Ce l'hanno va bene. Qual è? Faccio io. Qual è, caro? Sì. Sì. Vai.
Bene. Ezio è uscito, ha lasciato il cellulare, magari stava chiamando col cellulare della moglie per sapere dove aveva lasciato il cellulare. Allora, tutti pronti? Cosa si nota qui? Che siamo vecchi? Cosa c'è scritto? Data di nascita. Data di nascita, cos'altro? Attilio. Cosa c'è di particolare in questa... Ricevimento. Roma 1969. Roma 1969, ma è associazione impiegati di ricevimento albergo. Tutto ebbe inizio nel 1969, ma le prove tecniche di fondazione erano state già approvate un anno prima. Tra l'altro, attraverso internet abbiamo individuato Antonio Terracciano, che ci ha fornito della copia della sua tessera datata 1968, quando, non so se Alfonso, pagavi anche tu in forma trimestrale? Sì, no, in sesterzi. Primo, secondo, terzo e quarto trimestre, fantastico. A Torino. Tu eri a Torino, ma 69 o 70? 69. 69. Invece Terracciano 68, lo vedremo più avanti. Allora, dicevamo... La tessera numero 1 e Paulinelli. E il numero 2 è Terracciano. Eh? E il numero 2 nel 68 è Terracciano. Va bene. Chiaramente non potevamo fare una cronostoria partendo dal 69 in poi, ho cercato di ridurre la tempistica. Si stava già preoccupando Nazario. No, c'è il fatto che la registrazione ufficiale è avvenuta 69. Che l'area È 69, è stata fondata nel 69. sì, ma nasce in Campania nel 68 come regionale. Come Bene. area. Come dimenticare quanto avvenne tra il 98 e il 2000? Queste interminabili semestrali non avevano fine, anche perché in quella circostanza, in quei 2 anni, siamo riusciti ad andare a rivisitare uno statuto che da sempre, da molto tempo a questa parte, abbiamo ritenuto e ritenevamo fosse assolutamente necessario da rivedere, perché non dimentichiamoci che tutte le associazioni sono state fondate tra gli anni 50 e gli anni 60. Pronto? Sì. Allora, sono stati fatti appunto i primi tentativi sono andati in porto nel rivisitare lo statuto. Vai Alberto. Ed ecco che qui, in seguito a questa rivisitazione, abbiamo di fatto reso l'associazione Italiani Impiegati d'Albergo forse la prima e vera e propria associazione cosiddetta trasversale, perché è stato da allora che abbiamo cominciato ad far associare persone che non fossero strettamente legate al ricevimento, come in origine invece erano state fondate. Le ragioni sono state molteplici, e non sto qui ad elencarle perché le potrete anche immaginare, anche perché una buona parte di quelli che sono qui in sala questa situazione l'hanno vissuta, io in primis. Andiamo pure avanti. Come dimenticarsi quindi sulle ali di questo entusiasmo, avevamo addirittura coniato queste bellissime frasi: dai un valore aggiunto unico alla tua attività, costruisci, incentiva, consolida la tua professionalità. Abbiamo fatto dei poster, i nostri primi poster che abbiamo portato in giro finché qualcuno non ce li ha asciulati o non li ha restituiti, ma ancora partecipa con noi alla creazione di un turismo basato sull'accoglienza, ospitalità, comunicazione. Cioè sono cose che sembrano scritte ieri sostanzialmente, ma che hanno sempre fatto parte anche dell'essere una appartenente all'AIRA. Entra con AIRA nella nuova civiltà del turismo e contribuisce all'affermazione dell'azienda italiana nel mondo. Eravamo un po' enfatici, bisogna dirlo, però allora eravamo assolutamente convinti che un messaggio così forte fosse assolutamente necessario. Infatti li abbiamo messi paura. Sono terrorizzati tutti. Purtroppo abbiamo terrorizzato molti anche al nostro interno perché sono scappati. Va bene, andiamo avanti. Subito dopo c'è stato un atto costitutivo, perché è stato una logica conseguenza. È nato Club AIRA Service. Mimmo, che creatura questa qui. Io ho concentrato, non sono solito riempire una slide così tanto, ma giusto per... Scusa? È più interessante nella sigla. È più interessante nella sigla, quindi l'associazione di servizi a supporto sviluppo AIRA.
assolutamente centrato, perché questo era il motivo per cui Aira Club era nato. Tra l'altro il giorno 25 del mese di febbraio 2001. Sembra ieri, Vabbè. Allora, tra i vari articoli, la finalità del Club Aira Service sono di carattere generale specifico. Finalità generale: promuovere e favorire la solidarietà e la collaborazione in rapporti con gli associati propri dell'Aira, tutelandone e diffondendone il decoro e gli interessi. Diffondere l'associazione e favorire lo sviluppo attraverso iniziative di sensibilizzazione e rapporti interpersonali e conviviali tra gli associati, mediante ovviamente iniziative idonee. Poi realizzazione di programmi di formazione e aggiornamenti diretti a tutte le figure professionali del settore turistico alberghiero, atti ad elevare culturalmente e professionalmente la figura dell'impiegato d'albergo. Avevamo visto no, giusto? Molto bene, andiamo avanti. Qui che è successo? Colpa del PC. Vabbè, non ha importanza. Sta di fatto che il logo di Aira Club, che ancora oggi è questo, si è andato ad affiancare, questo visto nero così è impressionante, andiamo avanti allora, anche perché subito dopo, vai, chi può dimenticare? Nazario, guarda lì. Sulle ali della novità dobbiamo riuscire a diventare almeno 1000. È stato fantastico, ma eravamo tutti assolutamente convinti che la cosa potesse essere, ma assolutamente. Quindi sempre sulle ali di questa ci sono tutti i presupposti finalmente. Incontri e formazione, quanti ne abbiamo organizzati anche nei semestrali, anche in questa sala con Mario Petrucci. Io l'unica volta che avevo dormito, quindi la volta precedente che ho dormito qui, è stato in quell'occasione. Uno dei iniziative che erano riconosciute e chiamate incontri di formazione proprio qui al Baglioni. Abbiamo cominciato anche inizialmente degli ottimi risultati attraverso la vendita di spazi e dei banner sul nostro sito internet. E poi abbiamo fatto anche un altro tentativo, perché inevitabilmente c'era stata, ma questo non riguardava solo la nostra associazione, ma tutte le altre, in seguito a questa emorragia, e quindi questo allontanarsi di molti soci, avevamo pensato che una buona soluzione potesse essere quella di ridurre la quota associativa, trasportandola dai 78 euro ai 50 euro, ma i risultati purtroppo non ci hanno dato ragione, nel senso che con ogni probabilità, se l'avessimo tenuta a 78 euro, oggi avremmo delle casse un po' meno esangui, diciamo, e allo stesso tempo probabilmente anche lo stesso numero dei soci. Ovviamente non era e non è il problema, non è la quota associativa, e poi vedremo il motivo. Andiamo pure. Per quanto riguarda l'Aira, anche qui sono andato a concentrare, ma sono andato anche ad evidenziare ciò che poi era stato detto precedentemente anche nell'Aira Club. Al punto G dell'articolo 4, tra gli scopi, c'è organizzazione e formazione per gli addetti del settore turistico alberghiero. Vedete, ben si va ad inserire, ma non vedo più Marco, dov'è? È uscito. Ma no, è rivolta a lui questa cosa. Marco, anche Barbara. Dopo l'esposizione mi è venuto un calo di zucchero. Un calo di zucchero. Marco, noi stiamo parlando di te e tu vai via. Barbara dov'è? Si è presa anche lei. Doppio calo di zucchero. E anche Massimo, no, Massimo c'è. Quindi, organizzazione corsi, aggiornamento, formazione per gli addetti al settore turistico alberghiero, come dicevamo. Poi pubblicazione di un notiziario periodico, ma abbiamo visto che nel tempo poi abbiamo trovato un accordo con Hotel Domani, che è diventato il nostro organo di stampa ufficiale. Abbiamo detto e ridetto molte volte di come anche questa opportunità non siamo mai riusciti a sfruttarla come avrebbe meritato e come meriterebbe, ma sappiamo anche quanto sia difficile prendersi l'impegno di scrivere un articolo che sia anche conforme alla linea editoriale che espressamente il suo direttore ci ha chiesto, e quindi gioco forza, a volte riusciamo, altre volte non riusciamo a pubblicare qualcosa di interessante. Andiamo al prossimo passo. Tra articolo 3 delle attività,
promuovere incontri, congressi ad ogni livello nelle sedi più opportune per lo studio e l'analisi delle attività turistico-alberghiere a quelle ad esse collegate. Quindi, come vedi, sono tutte cose che basterebbe andare a prendere il nostro statuto e scopriamo che erano già state tutte, ed erano tutte predestinate ad essere messe in atto. In sostanza, torniamo ad innovare su qualcosa che già ai tempi era considerato una grandissima innovazione. Come spesso capita, è una cosa che capita molto spesso purtroppo, chi di noi non ha acquistato uno smartphone che ha 3 milioni di funzioni e poi alla fine ne utilizziamo sempre una minima parte? Noi abbiamo in effetti un'arma da guerra, nel vero senso della parola, ma non ci siamo neanche mai preoccupati di andare a vedere se e come e in che modo certe iniziative potessero essere possibili, e lo erano e lo sono sicuramente, perché è lo stesso statuto che ce le dice. Il sito. Vogliamo dedicare 5 minuti con notevoli sforzi. Mimmo si è fatto carico di un impegno pazzesco. Mimmo supportato ovviamente da un numero di persone, tu che poi è sempre pungolato, è sempre puntato. Lo abbiamo inchiodato proprio sull'aeroplano. Giusto la settimana scorsa. Quindi andiamo a vedere adesso rispetto ai progetti e soprattutto al sito. Chi è che non conosce questo qui? Beh, io credo che sono stati fatti. È sicuramente un portale che è utilizzato anche da noi stessi. Vogliamo ammetterlo pubblicamente? Siamo tra noi, lo possiamo dire. Adesso poi perché? Vai, Albert. Il portale è sicuramente poco dinamico, poco vissuto e poco visitato. In sostanza è una risorsa sottoutilizzata. Gli sforzi sono stati immani e continuano ad esserlo, ma come mai non c'è riscontro? Però stiamo parlando del portale, vai a quello successivo. Se dovessimo parlare del progetto nel suo insieme, vediamo che le analogie sono pazzesche, perché anche il progetto alla fine è poco dinamico, è poco vissuto, è poco utilizzato, è poco usato. Anche questa quindi è una risorsa incredibile, sottoutilizzata. Why? Perché? Perché? È un guai. Perché, allora te lo dico io, perché Marco mi può sostenere. Aspetta, fermati un attimo. O sai tu, allora dillo tu. No. La slide successiva, vai. Ah, c'è l'inganno, allora dillo. È forse troppo associativo? Oppure è troppo formale? Oppure è semplicemente poco social? Beh, non è tanto. Sentiamo, vai. No, ci sono, ho scoperto, tra le tante cose, che c'è un modo, delle tecniche di comunicazione dei siti, che sono tipo un blocchetto di fogli, più o meno saranno una decina di fogli da leggere. Secondo me è cambiato il modo di prepararli questi siti. Questo sito andava bene quando è stato fatto, quindi inizialmente. Nel frattempo, dato che le cose, ahimè, si evolvono molto rapidamente, è cambiato proprio il discorso di comunicazione tecnica e di conseguenza siamo fuori dei canoni di un sito che si rispetti. Quindi questo è sicuramente vero, ma la domanda d'obbligo è: se adesso oggi è, come dire, fuori dal tempo, no? Lo era anche quando lo abbiamo... Assolutamente no. E come mai l'utilizzo era comunque scarsissimo? Perché quando è stato fatto non c'era ancora la mentalità di entrare nei siti, di entrare su YouTube. Non c'era la mentalità di entrare nei siti? Non era utilizzato quanto si utilizza adesso. Che i tempi però sono cambiati e anche il modo di comunicare è cambiato. Quindi questo vorrebbe dire che se noi dovessimo intervenire sul sito e renderlo assolutamente dinamico e al passo coi tempi, abbiamo buone possibilità che tutti noi questo sito lo utilizzeremo molto di più. Noi e soprattutto gli eventuali persone interessate a entrare nell'associazione, che è la cosa che mi interessa di più.
Qualcuno che ha qualche altro Penso che spunto sia da dare? poco social. Sia poco social? Se Sicuramente. uno digita la voce Alberto, non esce mai. Albergo. Ma ormai chi digita oggi albergo non esce proprio nulla. Se io invece digito, come ama dire Alberto, parlami un po' di AIRA, l'Associazione Italiana Impiegati d'Albergo, ponendo questa domanda scritta in questo modo a Google, ci risponde. Lo sai perché? Ci risponde, perché è cambiata la dinamica anche della Si ricerca. confonde con l'Associazione Italiana Rottamatori. Anche ristrutturatori. Escono prima di noi. Poi se volete possiamo fare una prova, abbiamo internet qui e possiamo fare una prova e vedete un po' che cosa, vengono fuori delle cose molto interessanti. Ok, andiamo avanti. Quante volte abbiamo sentito questa frase? Il mondo associativo sta attraversando un periodo di crisi. Quante volte? Ma quanti anni che la sentiamo? Il punto è, ma ci siamo mai chiesti perché sta attraversando un periodo di crisi? Anche qui dovremmo porci dei quesiti, così come avremmo dovuto farlo, e lo abbiamo fatto a dire il vero, anche per il sito. Ma il sito, ahimè, era ed è un impegno gravosissimo che di solito sta sulle spalle dello staff diretto e condotto da Mimmi. Quindi è chiaro che ci ritroviamo ad avere potenzialmente delle opportunità enormi e allo stesso tempo non sappiamo e non riusciamo ad impiegarle, no? E a sfruttarle. Allora, io mi sono permesso di coniare queste due frasi. Se ci pensiamo, ognuno di noi in hotel è costretto ad andare al passo coi tempi. In AIRA spesso andiamo a spasso del tempo. Quindi qual è il nostro goal a questo punto? Perché è importante capire le cose e essere coscienti di questo. La frase successiva non può che essere in AIRA, possibilmente come in hotel, dovremo andare al passo coi tempi. Non possiamo più permetterci di andare a due velocità distinte, anche perché è insito in noi, nella nostra professionalità, lavorare a certi ritmi e quindi avere a che fare con la dinamicità dei siti, del linguaggio, e poi allo stesso tempo magari nella realtà, in campo in campo associativo invece restiamo ancora ancorati ad un modus operandi che non rende più come nelle nostre intenzioni primarie avrebbe dovuto e dovrebbe. L'importante credo che sia anche prendere coscienza di quello che sta succedendo e poter intervenire per fare in modo che tutto possa essere sfruttato. Perché fermarsi a dire non è social e quindi non possiamo fare niente, corriamo il rischio veramente di fare, eliminiamo tutto, non facciamo più niente perché non siamo in grado di far andare al passo coi tempi anche un'associazione che comunque, non dimentichiamocelo, basa la sua dinamicità anche sulla operatività di chi ne fa parte. Quindi maggiore coinvolgimento, questo è uno dei primi passi, ma è una cosa che avremmo dovuto fare in una forma più dinamica sicuramente nel passato, ma che facciamo sempre in tempo ad incominciare anche da oggi a riproporre. Vai, Massimo. No, faccio un esempio pratico. Vai. Come sapete, l'AIRA Veneto ha il suo sito, come tante altre regioni. E io personalmente, quando lo gestivo io, perché comunque Marco era impegnato in altre questioni, ero quello che per mettere cambio valuta mettevo Paperon dei Paperoni, perché era il mio stile, è una cosa che però è fuori completamente da quello che è le regole di comunicazione, completamente fuori. E dato che è tutto scritto, nel senso che proprio ci sono delle regole, come dire, è un nuovo... Una Bibbia. Più che una Bibbia, è un nuovo... È come se io leggo in hotel... Se io lo scrivo domani, magari non riesco a capire queste parole, è proprio, ci sono delle parole e quindi il significato cardine e soprattutto l'utilizzo che viene fatto di queste parole. Sono delle tecniche ben precise, quindi è una questione di stile e c'è stata un'evoluzione da parte nostra. Io che sono del 53 mettevo Paperon dei Paperoni. Ma Marco, che ha preso in mano la situazione, l'ha fatto completamente diverso. Mi ha detto: Massimo, così non va. Perché? Per questo, per questo, per questo e per questo. E su questa cosa
ci siamo confrontati a lungo con lui, relativo al profilo Facebook a livello nazionale. Quello che cioè, io mi sono messo nei panni di un potenziale esterno all'associazione, ok? Che dice: guarda, c'è questa associazione, magari mi iscrivo. Quello che a me traspare dalla pagina, profilo del Facebook dell'associazione a livello nazionale, secondo me si potrebbe puntare più su un elemento di professionalità, cioè tutto quell'insieme di Torniamoci pure. tutto quell'insieme magari di foto che va bene del discorso dei soci, però non puntare troppo sull'aspetto comico, cioè dobbiamo a livello di associazione trasparire più come persone serie. No, vai, presentazione, visualizza presentazione. Vai Massimo. È troppo freddo? Vedo che ci si sta connettando tutti quanti con la signora. Basta che mi dici, io... No, vedo che le signore stanno tutte a braccia chiuse così, quindi... Ogni suo desiderio è un ordine per me. No, ma fai bene, io a disposizione. Abbiamo la giacca, forse ci tiene di più. Ma basta che lo dite però, ragazzi, ditelo, cioè, non è che siamo che non ci conosciamo, no? No, solo che prima era caldissimo. Adesso è freschissimo. Vabbè, mo' ho staccato, poi mi dite Massimo fa caldo, e io questo è il mio ruolo. Massimo si annoia. Sì, l'ho regolato, ma si vede che non va. Mimmo, dici qualcosa sul sito, quali sono le ultime novità? No, io sono qui per sentire. No, ma con Mimmo ne abbiamo discusso. No, Mimmo c'è da dire quali sono le novità, quello che succederà fra un po'. Ma stavamo parlando di formazione, non mi pare. No, stiamo parlando di Facebook, No, stiamo parlando del pagina... No, io penso che sul sito avete tantissime ragioni. Tra l'altro, insomma, Gonzalo ha assistito proprio a un grosso confronto che ho avuto con il webmaster, che è Guido Valtieri, il quale è il nipote, ed è una persona che è stata indicata da persone che fanno dei siti e hanno trovato in lui un'ottima persona per affidare il nostro sito. Questo non più tardi di 4-5 anni fa, perché prima ci eravamo esposti con Marco Ramini, Sì, l'evoluzione, il quale a sua volta era gestito da grossi imprenditori, i quali lo pagavano abbastanza. Noi lo potevamo pagare Marco Ramini per la sua capacità, eccetera, anche perché lo stesso Marco Ramini, da buon intenditore, ha capito, diceva, se stiamo con questi numeri, con queste aspettative, vado a chiedere troppo. Quindi automaticamente ha trovato un elemento per dire: se dovete andare avanti con questo sito, va più che bene Guido Valtieri. Guido Valtieri però è preparatissimo ed è comunque in condizione di provvedere a tanti miglioramenti, e lo ha dato di esempio negli anni, come lo è stato Marco Ramini, che è ancora tuttora a fianco a noi, perché ci tiene tantissimo per quello che è stata la prestazione, eccetera. Guido Valtieri è in grado di poter andare ad innovare. Parlavamo di innovazione, ho detto: guarda che probabilmente qui saremo chiamati in causa, soprattutto in Veneto, dove c'è, io non sapevo di che si trattasse, il progetto Innovare, e quindi probabilmente sento che da diverso tempo c'è malcontento sulla gestione del sito, sulla gestione su quello che viene fatto come comunicazione e informazione da parte di tutti. Quindi è chiaro e evidente che dobbiamo darci una mossa, perché a me piace tantissimo sentire gli elogi, ma piace di più sentire quelle che sono le critiche costruttive. Ho sottolineato tanti aspetti che mi sono andato a confrontare, non sulle scemenze, perché le scemenze è facile sentirle, quindi siccome sono il presidente del CAS, scusate, diciamo, sono abituato a sentire anche quelle che possono essere delle scemenze, però quando arrivano delle critiche costruttive sono
prontissimo a prendere carta e penna e buttare giù. Anche perché mi piace confrontare con chi sta a fianco e chi crede nel progetto. Io voglio solo dire questo, che il progetto del sito è uno strumento del progetto Club AIRA Service. E il progetto del Club AIRA Service l'abbiamo formato con 60 persone che hanno creduto in un progetto che era quello di darsi da fare nell'ambito di AIRA. Quando è nato nel 2001 eravamo in 60 soci. Chiaro e evidente che poi tra il dire e fare c'è di mezzo di mare. E quindi ho potuto sperimentare personalmente che anche in un progetto serio, che poteva anche dare soddisfazione, non solo umana, professionale, ma anche di partecipazione, quindi contribuzione monetaria, ho visto che ci sono delle persone che chiacchierano e basta. Mentre invece ci sono delle persone positive che oltre a chiacchierare cercano di impegnarsi e portare avanti certe tematiche, certi impegni che si prendono. Chiaro e evidente che nella nostra situazione, con una cassa un po' esigua, una cosa e l'altra, non è che potevamo intraprendere quale percorso, e quindi ho cercato sempre di stimolare, lo abbiamo sui verbali che abbiamo fatto in tutti i semestrali, abbiamo sempre stimolato la partecipazione ai vari rappresentanti regionali, perché secondo me chi occupa una carica di rappresentante regionale deve essere intrinsecamente coinvolto in un progetto, altrimenti dico che ci stai a fare? Chi ti ha pregato di venire diciamo, a spendere il tuo tempo, i tuoi soldi, a far parte di una tavola per cui ci vede comunque accomunati in un progetto, e se non hai l'interesse di stare e portare avanti questa tematica, che ci sta a fare? Nessuno te l'ha chiesto. Quindi diciamo questi stimoli, queste ricerche di avere un contributo sono stati inumani, ed è probabilmente la risposta di quello che voi chiedevate, perché io stesso dico sì, oltre che fare questo e quest'altro, poi tra il dire e fare c'è di mezzo in mare, perché non arrivano proprio gli stimoli. Oggi come oggi posso dire il contrario, sento un prurito notevole dovuto al fatto della crisi che attraversiamo. Certo. Quindi lo sento anche da chi non è socio AIRA, anche da chi non occupa carica di rappresentante regionale, eccetera, perché probabilmente è un momento particolare che ha avvertito. Assolutamente. Automaticamente ho sentito, mi sono confrontato con delle persone che sono propense a un discorso di andare a trovare il motivo per cui uno si deve iscrivere e uno si deve migliorare se stesso, eccetera, e tutti indistintamente hanno utilizzato questa affermazione, che l'aspetto predominante, oggi come oggi, dal giovane a quello più anziano, ecco perché dico non tralascio chi già lavora, ha la voglia di crescere professionalmente, ovvero sia con che cosa? Con la formazione. Mi sono confrontato, sono venuto appositamente a Chieti per capire l'impatto che si stava creando con il CO e la collaborazione in AIRA per determinati aspetti di formazione. Ero molto curioso di sentire il progetto Innovaira e posso essere testimone, perché partecipo al suo invito di AIRA Lazio a quelli che sono i progetti di AIRA, certo. AIRA Lazio, e vi aggiungo che non più tardi di 4 giorni fa ho avuto un incontro con Andrea Oletti e altre 2 figure che sono amici miei, ma che sono all'interno di società che hanno molto interesse ad un progetto di formazione. Online, esatto. Perché adesso sentiremo appunto, ho avuto modo di appurare questo aspetto, eccetera, e quindi c'è un grosso prurito di andare a ricercare nuove motivazioni, soprattutto per una formazione online. Ne parleremo in seguito, faccio e finisco. Sì. Beh, no, infatti poi giustamente dice. No,
No, no, in effetti chiaramente è stato chiamato in causa il nostro webmaster perché appunto oltre a questo che è il nostro la nostra richiesta, ho detto che ci sono delle cose da fare, ma farle anche in fretta. E tant'è vero che mi sembra che qualcuno che andava sul sito negli ultimi 3-4 giorni ha potuto vedere delle novità. Vuoi la radio sulla home page, vuoi ulteriori spazi che andranno ad incrementarsi. Stiamo aspettando 2 prospettive per quanto concerne la parte amministrativa, che è tutta collegata a quello che potrebbe essere pagamento online, formazione online e quant'altro. Cioè è chiaro e evidente che diciamo, questo prurito è arrivato e ripeto, sono il primo a confrontarmi e cercare di sollecitare quelle che sono le innovazioni. Ben vengano le proposte da tutti gli ambiti regionali perché siamo lì per questo. Certo. Ok, però adesso di questo ovviamente parleremo, ma io volevo capire meglio se qualcuno aveva qualche considerazione da fare sul sito, così come è impostato adesso. Cosimo, puoi dirci ququalcosa? Presidente, i siti costano, io non so se i bilanci li vedo, quello senza dubbio, faccio parte anche del club. Cioè, se vogliamo la Ferrari e vogliamo andare ai Gran Premi automobilistici, dobbiamo avere la macchina adeguata. La macchina ovviamente, certo. Ci sono delle società che si occupano del posizionamento, ma si tratta sempre di spendere soldi. E il problema è sempre il cane che si morde la coda. No, non so I d'accordo. soldi ci sono, abbiamo No, ma dobbiamo capire se è una risorsa su cui dobbiamo puntare, credo che oggi sia assolutamente indispensabile questo. Quindi già dargli comunque... denaro, il problema è sempre stesso, si può puntare, lo si può potenziare, lo si può far diventare una Formula 1 il sito. Il problema è che ci vuole del denaro, perché noi siamo sempre su base volontaria, cioè abbiamo delle persone che lavorano e che collaborano, ma poi ci vogliono anche i professionisti che si occupino e i professionisti si pagano. Ok. Quello è per quel che riguarda il sito. Andiamo avanti. Allora, tanto purtroppo io sono stato costretto a mettere il lavoro su questo PC che non mi appartiene e alcune slide sono, come vedete, con uno sfondo nero, ma non è così che dovevano essere, anche perché dà un altro senso, purtroppo. Vabbè, allora, siamo arrivati a un punto in cui bisogna scegliere, bisogna capire che cosa dobbiamo fare. È l'ennesimo incrocio di fronte al quale ci troviamo. Quindi bisogna decidere, se tenerci buono quello che abbiamo e quindi mettere in sicurezza il tutto per evitare che qualcosa possa, come dire, rovinarsi, oppure se dare una bella rinfrescata e dargli magari una sorta, e fare una sorta di maquillage, no? Dandogli qualche tona di colore, guarda caso azzurro, che comunque resta il nostro colore, oppure se attivarsi per fare che cosa? Voltare pagina. Questa volta dobbiamo cambiarla veramente, perché ci sono tutta una serie di componenti che ci mettono nelle condizioni e ci stanno dicendo che il prurito di cui parlava Mimmo, per chi non lo conoscesse, quando si parla di prurito si parla di una situazione che è palpabilmente interessante e che questo interesse viene manifestato da più parti. In un contesto, chiamiamolo pure storico, come quello che noi stiamo vivendo adesso, dove la crisi è sicuramente una cosa che ha fatto male a tanti, credo a buona parte di noi. L'abbiamo vissuta e la stiamo vivendo direttamente o indirettamente. Chi come me e Mimmo sono stati costretti già 2 anni fa a subire anche la possibilità di dover lavorare part-time, perché non erano più in grado i nostri datori di lavoro, con cui collaboriamo tra l'altro da anni, no? Di affrontare questa spesa impressionante che erano i nostri stipendi. Mimmo, noi ci siamo arricchiti praticamente, no? Quindi direttamente o indirettamente, dicevo, dobbiamo necessariamente capire quindi quale sia il modo migliore per fare intervenire Massimo, a cui do la parola. Prego. No, allora, la cosa è semplice. Il sito è la nostra interfaccia verso l'esterno, punto. Quindi se è poco, no, se è fatto male, crea solo danni. Allora, tra le due cose, tanto per essere pragmatico e non per fare il menagramo, o si chiude o si migliora. Non ci stanno vie di mezzo. Due sono le cose.
perché noi ce l'abbiamo, abbiamo una bella macchina, abbiamo la possibilità di farlo diventare, non dico una Ferrari, ma una bella macchina, e bisogna solo capire il meccanismo per farla funzionare questa macchina. Io più che una macchina preferirei un Caterpillar. Va benissimo un Caterpillar, però è la nostra faccia che ci stiamo mettendo su quel sito là. Cioè, è la nostra faccia. E io personalmente, la mia faccia in un sito che non funziona, non ce la metto. E ve lo dico con la massima serenità, nel senso che a me un sito che non funziona non ha modo di esistere. Quello è una regola, non ci stanno proprio né discussioni né ma no, ma qui, ma là, è una regola, nel senso che, ma lo sappiamo tutti, cioè questa è l'acqua calda, lo sappiamo come funziona internet, ci siamo cresciuti, noi non ce l'avevamo internet, abbiamo capito piano piano come funzionava, ora che ce l'abbiamo, abbiamo questo giocattolo incredibile, cerchiamo di sfruttarlo nel migliore dei modi, abbiamo visto quali sono le potenzialità di un buon sito. E non sto parlando dell'Aero Veneto, sto parlando di un buon sito che ce ne sono 2 milioni di bei siti, che sono quelli che portano soldi, quelli che portano soldi per le attività commerciali, sono quelli che portano l'immagine all'azienda o comunque all'associazione. Per il resto non si discute se è brutto, se non è questione di estetica, è una questione di funzionalità e soprattutto di alfabeto. Bisogna cambiare l'alfabeto con cui scrivere i siti. Allora, grazie. Questo mi ha dato un che... assist pazzesco. Io volevo arrivare a questo punto, anche perché chiamerei in causa adesso subito chi di questa chi ha un'idea del sito in genere che è leggermente diversa, ma anche che la vive molto più direttamente. Vai, Alberto. No, fai tu, no. Alberto, dici qualcosa. Sei tu il protagonista. No, qui siamo tutti i protagonisti. Non c'è volevo sapere, perché tu hai sentito Cosimo che dice giustamente, fare un sito di un certo tipo costa un sacco di soldi. Massimo dice, con questo sito io non mi ci ritrovo, non voglio essere rappresentato da questo. Io credo che tu, col tuo intervento, la tua esperienza, e quello che poi hai fatto, che stai facendo, con il sito che tu hai creato, è costato tantissimo, enormemente. Quanto è costato? Quasi zero. Un dominio da 240 euro più massimo 400 euro. Posso fare una domanda? Anche 10. Ecco, allora Lavoria è un competente del settore che si è affacciato adesso con AIRA. Fino adesso noi abbiamo operato l'aiuto di esterni e interni, di bambini. Attenzione, non stiamo rinnegando ciò che abbiamo fatto, erano altri tempi. È per affezione. Il webmaster, penso che me ne può dare conferma, si muove sui suggerimenti di chi gli commissiona il sito, il da fare. Io mi permetto di dire una cosa importante. Spesso, come battuta, dico che spesso il webmaster è come un tassista, si mette in macchina e ti porta dove vuole, se non sei la strada. Quindi la strada bisogna insegnarla. Molti webmaster sa la strada, ma il webmaster deve sapere dove deve andare. Volevo intendere, spesso alcuni webmaster ti fanno dei siti e poi fanno in modo che qualsiasi modifica piuttosto che qualsiasi situazione ti chiedono dei soldi, che oggi in CRM non esiste più. Certo. Quindi il nostro webmaster, che è logico che poi qua i prezzi, parliamo di prezzi del genere perché ha 12 strutture delle nostre in mano, altri 7-8 siti personali e quindi lavora su 3 siti nostri, quindi un prezzo logicamente perché lavora con molti dei nostri siti. Però la maggior parte oggi di questi webmaster, salvo se non poi sono complessi con database piuttosto che altro, è logico che poi si va anche a 5-6 mila euro. Ma oggi rendere, diciamo, minimamente social un sito è veramente poco oggi. Scusa, mi interrompo. Il lavoro che ha fatto l'Aira Lazio su Facebook è notevole. È notevole perché? Perché avete utilizzato uno spazio mettendo
dei post, come si chiamano, e promuovendo non l'altro abbiamo fatto territorio. altro che prendere nella parte di Aira Lazio del sito nazionale e abbiamo praticamente inserito su Facebook. E non è poco. Perché questo? Perché nel team di Aira Lazio abbiamo scoperto Cosimo Carriero che può darci una mano incredibile e sta operando. È un'altra cosa rispetto al sito nazionale del quale stiamo parlando. Sì, però è un altro diciamo, discorso. ho capito, non è un altro discorso. Il significato è lo stesso. Voi avete fatto un salto di qualità aprendo il sito dell'Aira Lazio notevole. Come informazioni io me lo vado a vedere perché mi è utile, perché se voglio promuovere il territorio del Lazio, voi me lo permettete. È giusto come noi l'abbiamo imposto, è normale. Voi prima non ce l'avevate però. Sembrano due associazioni diverse. No, è fantastico. Ma no, si sta parlando di web. Parliamo tutti quanti la stessa cosa, perché vogliamo web, migliorare l'associazione, è ovvio. Quindi tutto quello che noi esprimiamo è inteso a migliorare. Ma assolutamente. Allora noi facciamo, perché lì è interessato soprattutto l'Aira Club, in effetti, perché è l'associazione che per conto di Aira ha commissionato la realizzazione di questo sito. Però il punto è un altro. Ogni anno se ne fa una sola dei soci del club di assemblea. Ci siamo ritrovati sempre in 4 o 5 persone. Allora come possiamo portare questi aggiornamenti? Non li possiamo portare, non abbiamo chi allarga anche il campo. Però scusate, cerchiamo di scindere due cose di aspetti che sono opposti, cioè parliamo del sito o parliamo dei social. Dovrebbero essere implementate le due cose. Implementate assolutamente. Ok, bene. Sì. Il sito, secondo me, parliamo a livello nazionale perché fa parte di Aira. Le pagine sui social sono territoriali. Nell'ambito di quello che potrebbe essere interfacciarsi, diametralmente, potrebbe essere fare una pagina del sito a livello nazionale su social. Ok? Benissimo. Quello che, ripeto, che dicevo prima, nell'ambito del sito, se c'è stata poca crescita, è dovuta al fatto la partecipazione dei 100. Abbiamo detto prima. Cioè nell'ambito di quello che potevano essere di cliccato comunque l'utilizzo di e c'è una risposta che abbiamo avuto. Poi sono arrivati i social, quindi Facebook e quant'altro. Io per curiosità ci vado e vedo che tantissime persone che dicono ma io non ho il tempo, li vedo su Facebook ci sono dalla mattina alla sera, ma anche di notte. Senza fare nome e cognome, Jean-Claude Tedone. No, per dire. Quindi che cosa significa? Che c'è probabilmente un accostamento diverso. C'è un accostamento diverso rispetto a quello che può essere il social a quello che è il sito. Il sito l'abbiamo creato a livello istituzionale, però l'istituzionalità in questo caso è Aira. E Aira siamo noi. Per quanto concerne, ripeto, questa diversità, noi la dobbiamo tenere ben scinta, perché o parliamo del sito o parliamo dei social. Aspetta. Se parliamo del sito, ripeto, mettiamoci attorno a un tavolo, avremo fra un pochettino qualche novità, ma soprattutto abbiamo l'opportunità attraverso il club, perché è il club che gestisce il sito, di poter fare tutto quello che vogliamo. Quindi benvengono idee, suggerimenti e partecipazione. Ricordo che anche in passato Marco ha detto che avevo individuato delle capacità, avevo detto perché non partecipi e ci dai la mano? Ti ricordi? Si è già dimenticato. Scusa Luciano, Sì, quello che ti ho mandato c'era l'altro stato. giorno, Questa ci sto risposta. lavorando, quando è pronto lo mettiamo avanti. Mentre invece nell'ambito dei social, quindi Facebook, secondo me questo è prerogativa al momento delle varie componenti regionali, perché in passato c'era alla grande, che andava alla grande, Aira Campania, ma noi adesso abbiamo una realtà ben diversa che Aira Campania è sparita. C'era benissimo avviata Aira Sicilia,
che nel giro di 2 o 3 anni scomparsa. Ma è questo. Allora io non vorrei che andiamo a togliere quello che può essere l'aspetto predominante e basilare per cui ho creduto nel progetto del club, quello di dare costanza ad AIRA. A distanza di 13 anni io sono soddisfatto di questo, che c'è una costanza. Noi abbiamo degli appuntamenti semestrali, annuali, c'è amicalità, c'è solidarietà, c'è partecipazione, ci sono riconoscimenti a livello nazionale. Questo è quello che ha dato il mio credo nel club, dare costanza, perché gli entusiasmi, ne ho visti tantissimi, tantissimi, tante persone sono arrivate, sono esplose, ma esplose proprio di mente e di capoccia, e sono scomparse. Capacità enormi che noi dovremmo essere capaci di far confluire in quello che può essere l'utilità. Progetto comune. Questo ben venga. I social secondo me hanno una valenza emotiva. Li vogliamo ascoltiamo. Tanto che abbiamo creato anche Club AIRA Service per poter incrementare. Oggi la pagina di Facebook non è molto interattiva. Ci deve essere una pagina di AIRA nazionale, punto e basta, di cui si andrà a coinvolgere tutti con il mi piace su AIRA nazionale, e lì si deve postare, ma minimamente comunque. Poi si vanno a creare i gruppi degli AIRA regionali, in cui, a parte noi che dobbiamo movimentarlo, ma alla fine non siamo noi a movimentare il gruppo, perché se io faccio un gruppo Regione Lazio, AIRA quindi Lazio, andrò a coinvolgere persone che hanno la volontà e hanno anche delle motivazioni per bloggare sul nostro gruppo, di cui, grazie alle loro regole, è logico che devono passare tramite l'amministratore, quindi loro bloccano e noi accettiamo se farlo apparire in bacheca o meno. Tutti questi personaggi, per ogni regione ce ne saranno 30.000, quindi avremo un gruppo talmente movimentato, quasi ingestibile, perché prendiamo uno che vende accessori, uno che fa blogger di natura, uno eccetera eccetera, quindi il gruppo diventa talmente movimentato e diventa anche importante, perché in quel gruppo non puoi scrivere uno di Milano nel AIRA, ci sarà quindi AIRA Lombardia, AIRA Liguria, piuttosto che... Questo è il social. È il social. Social perché poi, se io creo un sito, nel caso oggi magari non è il caso di farlo, quando io bloggo nel mio sito, va in automatico sul mio gruppo Facebook, in automatico. E questo dare dinamicità a tutto. Quindi io bloggo una sola volta e in automatico appare su tutti i social in automatico. E movimenta. In più addirittura ho il cloud che mi permette di programmare quando far apparire qualcosa sulla mia pagina Facebook. Quindi è un mondo che oggi ormai è estremamente dinamico. Alberto, la tua capacità, orari specifici, no, non so, la sua e questo non fa altro. Ma questo deve entrare a far parte di un progetto che a livello nazionale avrebbe un impatto assolutamente devastante, finalizzato poi alla crescita individuale, regionale, ma soprattutto quella nazionale. No? E poi soprattutto dobbiamo pensare che comunque siamo aperti all'esterno, a eventuali altri soci. Non guardiamo solo è finalizzato a questo. È finalizzato. Ho capito, però giusto. Qua si sta parlando di, però io ho detto, nel senso l'associazione dice, ma io... Stiamo proponendo qui, Massimo, noi vorremmo trovare una soluzione per migliorare. Ribadisco, attenzione. Ribadisco il fatto che comunque è una proiezione verso l'esterno, assolutamente. Noi abbiamo fatto un escurso di quella che è la situazione, credo che sia inconfutabile questa cosa, questa è la realtà che stiamo vivendo. Quindi qual è il modo per cavalcare anche l'entusiasmo del momento, la componente emozionale? Ma la componente emozionale ormai passa anche attraverso la vendita di una camera in albergo, che era impensabile 20 anni fa. Si guarda la parte, la componente emozionale. Lo stesso discorso vale per un sito, ovviamente. Questo non vuol dire che ciò che abbiamo fatto finora sia sbagliato. I tempi sono passati e noi dobbiamo adeguarci. Dicevamo prima, a lavoro siamo al passo coi tempi, se noi dovessimo presentare la nostra struttura ricettiva, comunque quella in cui noi operiamo, con la dinamicità del nostro portale, probabilmente non venderemo neanche una camera, vero Yvonne? Oh yes. Bene, andiamo avanti. Accidenti. Ma è inguardabile questa cosa. Scusa, l'hai fatto tu?
No, è un altro PC, io devo mettere il mio e vabbè. Allora, arriviamo, ha fatto cenno prima Mimmo. Il discorso di Hotel & Co. Schiaccio un altro tasto, vediamo se si legge. Quali vantaggi? Allora, che cos'è Hotel & Co. anzitutto? Che cos'è Hotel & Co, Alberto? Non ne ho proprio idea. Hotel & Co. Allora, con Alberto noi ci conosciamo da diversi anni, per certi versi non posso non ammettere che lui già da diversi anni diceva ma bisognerebbe fare qualcosa che movimenti un po' la piazza, no? Lui alla fine ha creato questa creatura, lui definisce per gioco, perché in effetti alla fine è stato un gioco, no? Creare qualcosa che potesse essere finalizzata alla provocazione di una iniziativa, puntando magari una città qualsiasi d'Italia per vedere, come diceva una canzone di Iannacci, l'effetto che fa o che faceva. In sostanza che cosa ha fatto? Attraverso i social abbiamo deciso di organizzare un corso sull'housekeeper a Chieti e quindi se c'è qualcuno interessato sappiate che costa, cosa costa? 90 euro, 100 euro, 120 euro, quello che era. 16 ore di corso, ti diamo la possibilità di apprendere le ultime, insomma c'è stato un ritorno immediato. Lì addirittura è andato al di là di ogni più rosea aspettativa. La stessa cosa è successa poi anche in altre città. Andiamo avanti perché è inguardabile questa qui. Allora, schiaccia purne uno. L'abbiamo già detto prima e io sono solito ripetermi, ma credo che non sia mai sufficienza. Allora, non vi è dubbio che continuiamo a peccare e quindi ad subire l'individualismo che c'è nell'essere italiano, no? Noi siamo un popolo di individualisti, l'abbiamo già detto e ripetuto tantissime volte, e c'è quindi anche una intelligenza individuale non indifferente, ma come avevo già detto anche all'inizio del discorso, quello di cui noi pecchiamo è sicuramente l'intelligenza del sistema. L'abbiamo visto anche oggi, ci sono diverse iniziative individuali, ma che se noi potessimo mettere insieme, ovviamente potremmo far nascere qualcosa di molto più grosso. Perché faccio questo accostamento? Perché credo che sia fondamentale a questo punto, andiamo pure avanti, creare i presupposti per fare aggregazione, ma questo lo sappiamo, è insito anche nel nostro essere socio AIRA. Condividere, ovviamente, partecipare nei limiti del possibile, ma sulla partecipazione abbiamo visto che spesso e volentieri, fatta eccezione oggi, siamo trovati anche ad alcune assemblee con tantissime deleghe, per i motivi più disparati, che non significa menefreghismo oppure poco interesse. Nella maggior parte dei casi sono subentrati problematiche del lavoro, di denaro, sono anche dei problemi economici, il tempo strettamente legato al lavoro. In altri casi addirittura la famiglia che si è ampliata, Savino Spadaro, prima veniva abbastanza spesso, da quando ha 2 bambini piccini, meno. Yvonne è sempre stata presente, poi è nata questa bimba fantastica e veniva anche con la bambina. Ha aumentato la presenza. Poi abbiamo visto che nel nostro statuto si parla di formazione, la formazione c'è sempre, ma allora è da questo che dobbiamo partire, cercare di collegare i vari puntini neri, no? Con questo tracciato che dia forma ad un progetto che inevitabilmente deve partire. Vai. Parlavamo prima di Hotel & Co. Questo è il sito che Alberto si è fatto. Non so se possiamo renderlo attivo perché io con questo PC purtroppo non Si può fare tutto. Si può fare tutto? Andiamo. Togli streaming? Togli streaming? No, ma va bene, andiamo avanti, poi eventualmente lo facciamo. Allora, vi inviterei a guardare, queste sono 3 o 4 pagine del sito Hotel & Co. Qualcuno di voi nota qualcosa? Possiamo vedere anche la pagina precedente o anche quella successiva. Andiamo anche a quella successiva. Questa è già la parte bassa che di solito non si vede perché torniamo su un attimo. Torniamo su. Chi di voi nota qualcosa qui? Andiamo ancora prima di questa. Il loghetto in basso a destra? Quale? No, Il corsetto. No, vi faccio vedere io. Guardate cosa abbiamo scritto qui. Non si legge. Non si legge, ecco Non si perché. vede manco.
Non si vede ma cambia gli occhiali. Non si vede, allora facciamo vedere meglio adesso. Vai. Non così, no. Vai avanti. C'è anche qui. Aerotrains, questa è una prova tecnica di trasmissione. Allora, si parlava di creare i presupposti per rendere complementare un progetto. Dicevamo prima di Hotel & Co, questa esperienza che ha cominciato a prendere corpo, che ha chiesto collaborazione, l'ha chiesta a me perché io già mi occupavo di formazione, ho conosciuto Barbara che si occupa anche lei di formazione, ed è nata l'idea, parlando semplicemente di quanto potesse essere utile fare e percorrere una strada insieme, rendendo quindi complementare due progetti che vanno sostanzialmente ad definire in maniera più dettagliata il progetto di cui abbiamo parlato finora, cioè rendere molto più dinamico un progetto che sta a cuore a tutti, che è la crescita di AIRA, come abbiamo detto, la possibilità di rendere dinamica un movimento, attraverso che cosa? Un qualcosa che già esiste e che possa fare da supporto uno all'altro. Andiamo avanti. Andiamo avanti perché è illeggibile. Allora, è possibile pensare che in tempi come questi, abbiamo visto quanto sia necessario affrontare la realtà per come oggi si presenta, per creare i presupposti di fare in modo che AIRA finalmente possa investire su quella che è la sua vera crescita, soprattutto in termini numerici. Memmo prima ha fatto presente al fatto che è intervenuto a Chieti per vedere come è andata questa giornata di formazione, no? Se tu dovessi definirla con una parola, come la definiresti? Molto interessante, la giornata dei tempi, valida per qualsiasi figura che sta nel mondo. Il messaggio che ti è arrivato oggi dalle ragazze, allora a Chieti tra l'altro è successa una cosa incredibile, hanno partecipato 14 persone, c'erano 14 persone in aula, 3 di questi qua arrivavano da Concorrezzo, praticamente a Milano, e sono venuti a Chieti per fare un corso che noi tra l'altro avremmo potuto proporre, e lo faremo ovviamente anche in Lombardia. Questo per dirvi l'assurdità, ma anche l'eccezionalità della diffusione dei social. Cioè, tu non li conoscevi? Assolutamente no. Ha detto Francesca, c'erano altri 3 con Noi non sapevamo chi fossero queste persone, abbiamo scoperto 3 giorni prima, perché Alberto ha chiesto la lista, perché chiaramente devi anche capire chi hai in aula, capire anche come e in che modo affrontare la platea. E abbiamo scoperto che lavoravano tutte e 3 in questo albergo. Oggi è arrivato questo messaggio, ve lo leggo, a parte fatto, no, questa è cosa troppo mielosa, io volevo parlare dell'altro. La cosa più bella è che il corso ci è rimasto nel cuore, va bene, ma... Allora, ciao Alberto, ti contatto di nuovo perché saremo interessati all'iscrizione ad AIRA, che tu hai conosciute. Con il contributo abbiamo, se non sbaglio, anche la possibilità di partecipare a delle pillole di corsi. Come procediamo? Dammi qualche informazione in più, veniteci a trovare. Cioè, stanno aspettando che noi andiamo lì a ritirare questa quota e parlargli di un progetto che abbiamo fatto presente, ovviamente, che poi è alla base di quello che è del modus operandi di AIRA da sempre, e cioè come e in che modo abbiamo cercato di divulgare la conoscenza di questa associazione ed indurre quindi nuovi soci ad entrarvi a far parte. Nel passato, non so se vi ricordate, io per un periodo concentrato in 2 o 3 anni, qui c'è Lucia e anche Aisha che lo possono testimoniare, abbiamo creato una serie di eventi che si chiamavano incontri e formazione, a cui partecipavano un numero di persone sempre molto alto. Parlavamo di serate su diverse tematiche, perché vi ricordate facevamo parte di Solidus, quindi avevo coinvolto diverse figure delle altre associazioni e c'erano partecipazioni altissime di 68-70 persone, ma i risultati in termini numerici e di iscrizioni è sempre stata bassissima, addirittura pari a 0 a volte. Quindi anche lì non era sufficiente organizzare qualcosa per indurre qualcuno a... Perché tanto dicevano, tanto le organizzano lo stesso, lo fanno sempre gratuitamente, perché non andare senza spendere i 50 euro di iscrizione, no?
le persone stupide, tra virgolette, possono anche fare un ragionamento del genere. Ma abbiamo anche scoperto che ci sono tantissime altre persone che invece, come loro, che hanno affrontato un viaggio lunghissimo, hanno speso dei soldi per fare un corso che sarebbe stato sufficiente informarsi sul tipo di società che l'aveva organizzato per scoprire che si trova alle porte di Milano, e lo avremmo organizzato dietro casa, sotto casa. Loro probabilmente saranno interessati, anzi lo sono perché ce l'hanno scritto, ad fare in modo che qualcos'altro si possa organizzare presso di loro, magari anche presso la loro struttura, coinvolgendo anche altri alberghi della zona. Ora, io sto andando a braccio su qualcosa che poi credo che meriti anche maggiore approfondimento, cioè di questo progetto. Stiamo parlando di una società che intanto è composta da persone che tutte, indistintamente, chi fa parte di Hotel & Co è un socio AIRA. Hotel & Co non è una cosa di Alberto Lavornia, ha avuto origine da lui, ma è destinata ad allargarsi a macchia d'olio per tutte quelle persone che si iscrivono in associazione e se vogliono e che possono assolutamente essere coinvolte a loro volta per poter divulgare, fare formazione e anche informazione. Un modo dinamico, assolutamente dinamico, che non costa assolutamente nulla. Sulla falsariga di quello che era ed è AIRA Club. Solo che AIRA Club, come abbiamo visto prima, è un qualcosa che è strettamente legato ad una figura e quindi a un'immagine associativa. Allora, tutte le volte che siamo andati anche a fare della formazione, attraverso AMPA ad esempio, presentandoci come AIRA e quindi con il logo AIRA, parlando della vita dei fasti della nostra associazione, perché anche lì abbiamo sempre avuto difficoltà ad ottenere un ritorno in termini di iscrizione? Perché? Perché probabilmente è questo associare all'associazione che determina meno interesse da parte del partecipante ad entrare a far parte. Perché? Per lo stesso motivo per cui io stesso, quando mi fu proposto di iscrivermi in AIRA, ero assolutamente titubante, perché associavo l'associazione ad una sorta di corporazione in cui ci si trovava ogni tanto per andare a cena, per chissà quali strane motivazioni, e poi comunque c'era sempre qualcuno che aveva un interesse privato a che l'associazione andasse avanti. Ahimè, in alcuni casi è stato anche così. Forse noi come associazione non abbiamo mai avuto questo problema, perché non c'è mai stato un problema di denaro che potesse distogliere l'attenzione da quelle che erano le finalità primarie, cioè quelle di dedicare il proprio tempo per accrescere le proprie conoscenze professionali e trasmetterle a nostra volta anche ad altri. Chi come me si è occupato di terzaria, se ne parlavo prima, adesso terzaria non si fa più, ma quante ore abbiamo dedicato alle scuole gratuitamente? Io ho speso moltissimi miei riposi per andare ad organizzare eventi, scuole, senza che nulla mi venisse riconosciuto. Per me è stata un'enorme possibilità di crescita professionale, perché coinvolgendo anche altre persone. Non ho capito. Ma so che mi hai appena scritto. Ecco, interessante. L'altra sera il tuo intervento, voglio iscrivermi all'AIRA. Certo. Grazie. Questo fa riferimento ad esempio a un incontro che abbiamo avuto con una parte delle ragazze che hanno frequentato il corso di Barbara, a cui sono state invitate a partecipare a questo incontro anche per presentargli l'associazione, parlargli semplicemente di quello che è il progetto AIRA. Avevamo detto all'inizio che è un'associazione trasversale, no? Di conseguenza i vari tentativi che noi avevamo fatto, tra l'altro ho dimenticato, c'è un'altra governante qui, c'è Anna, ciao Anna è a Roma, poi vi presenterete. C'era stato un tentativo, ma il numero poi nel tempo si è andato un po' dissolvendo, ma l'idea iniziale era quella di creare anche un gruppo consistente del reparto piani, che avrebbe merita e meriterà maggiore rilievo, e quindi perché no, affrontare anche una battaglia per far sì che molti dirigenti scolastici prendano in seria considerazione l'ipotesi di cominciare a parlare non solo dei piani, ma a far conoscere meglio questo reparto, perché ci saranno anche maggiori possibilità di impiego, perché fare e occuparsi dei piani oggi
parte il fatto che rientra anche nel discorso di Hotel & Co, noi vorremmo fare in modo che alcune figure considerate assolutamente socialmente poco utili, no? Perché c'è questa cosa terrificante. I facchini, già il fatto che uno si chiami facchino ti fa venire i brividi, è sempre stato detto, è un termine assolutamente dispregiativo, no? Operatore di bagagli. Operatore di bagagli. Ma provate a pensare, oggi, siccome tutti gli alberghi sono sottostafati, il facchino sta improvvisamente acquisendo un'importanza non indifferente, perché se prima doveva solo trasportare il bagaglio nella sua camera, magari utilizzando l'ascensore di servizio, oggi nella maggior parte dei casi viene utilizzato per accompagnare l'ospite. E quanti facchini sono stati formati e sono in grado di saper accompagnare un ospite in camera? Nei palazzi di Parigi ti chiamano nel 95,7% dei casi. Oh. Quindi la domanda è, ma perché non tuffarsi in un comparto come questo dove ci sarebbe un enorme bisogno di dare una formazione che possa essere poi spesa e utilizzata, quindi anche con degli, non possiamo pretendere che le case, quindi gli hotel, quindi anche le catene possano, come dire, dedicare parte dei propri risparmi, perché sono sempre in crisi questa gente qui, no? Quindi il nostro obiettivo è quello di, attraverso AIRA, far conoscere una realtà che è mirata a valorizzare quella professione. E molte persone probabilmente sarebbero, come dire, messe nelle condizioni, quindi sensibilizzate a fare un corso perché sanno che hanno una buona possibilità di essere poi impiegati se quel corso diventerà per loro spendibile. E questo è il nostro compito. Noi che lavoriamo in albergo, perché questa realtà la conosciamo, trasmettendo questa nostra conoscenza, sappiamo bene che questa poi sarà assolutamente spendibile. Poi, se non erro, anche c'era un discorso anche di certificazione che mi sembrava che stava nascendo anche questo discorso qua, giusto? Che è estremamente importante. La certificazione che la può dare chi? Un'associazione credibile, un gruppo di persone che fanno formazione che siano a loro volta credibili. Assolutamente. Noi siamo tutte persone che operano nell'hotelleria. Chi meglio di noi conosce le realtà? Ieri è stato fatto un intervento anche dalla Tuan, molto interessante, lo stesso Damiano, molto interessante, ma avete visto che ci sono state alcune uscite che facevano trapelare la loro non esperienza nel nostro comparto, perché avevano un'idea vaga di che cosa fosse TripAdvisor, cosa fosse Booking. Non lo sapevano esattamente, perché non ci lavorano, non le conoscono. Quindi anche l'aver fatto, aver portato avanti uno studio, addirittura si sta laureando, e questa è parte della tesi che lei presenterà, ma parte di queste sono cose che è andata a estrapolare senza avere una conoscenza effettiva. E magari però gli possiamo essere utili da cosa nasce? Assolutamente, ci può essere ovviamente un interscambio. Quindi, per tornare al discorso di Hotel & Co, io credo che senza pensare che una possa assorbire l'altra, è una cosa, si può percorrere tranquillamente la stessa strada, facendo in modo che una sia parte integrativa dell'altra. Da una parte c'è la possibilità di non, come dire, confondere le due cose, ma allo stesso tempo il nostro compito sarà di dimostrare che invece le cose vanno di pari passo, perché una è complementare all'altra. Cosa succede? Il fatto che queste persone si chiedano di iscriversi è perché ovviamente abbiamo parlato di questa possibilità. Il nostro intento, vi ricordate quante volte nei seminari scorsi io mi resi disponibile per andare in qualsiasi città, laddove fosse stato necessario organizzare un evento per parlare di qualsiasi tematica, che fosse ovviamente inerente alle mie conoscenze, altrimenti avremmo potuto trovare qualcuno che si sarebbe potuto adoperare per venire, intervenire e fare la nostra bella figura. Alla fine non l'abbiamo mai fatta questa cosa, le ragioni sono molteplici. Mancanza di tempo, la possibilità comunque a livello organizzativo, che Massimo ne sa qualcosa, organizzare un gran premio qui non è una passeggiata, nonostante lo si faccia da 9 anni. Ma attenzione, noi siamo arrivati al 90° semestrale di AIRA, e chi fra di noi non si è adoperato almeno una volta ad organizzare un semestrale? E sa bene quanto sia impegnativo organizzare qualcosa. Ok?
Quindi io direi che sta passando un bel trenino, ci sono i presupposti per poterlo prendere e cercare di cavalcare l'onda, come si suol dire. Non ho trovato il surfer, se no avrei messo il surfer. Questo è quanto. Passerei quindi la parola, Cosimo è già scappato, ah no, eccolo lì. Sei vicino all'uscita. Ah, Nazario, chiedo scusa. Vai. Ah, domande? Andiamo avanti allora. Vabbè. Io ho scritto anche, no, torno su questo. Una cosa che non ho capito, sì. I costi di questi corsi hanno un costo da parte degli interessati? Sì. Ecco. Hanno dei costi che adesso sono variati, sono tra l'altro anche molto bassi, ma se vogliamo pianificarla a livello nazionale,